Allora, la Corte dà lettura della propria ordinanza. La Corte, in ordine alle questioni preliminari sollevate dalla difesa dell'imputato Calderon nelle memorie datate 30 marzo e 3 aprile 23, illustrate all'udienza il 3 aprile 23, lette le memorie di replica dei pubblici ministeri delle parti civili rappresentate dall'Avvocato Siano, osserva: la difesa eccepisce in primo luogo la nullità del decreto che dispone il giudizio nel presente procedimento per omessa ostensione di tutti gli atti raccolti nel corso delle indagini al momento della presentazione della richiesta di rinvio a giudizio. In particolare, una serie eterogenea di atti, da verbali di SIT a intercettazioni telefoniche ed ambientali, da informativi di PG ad acquisizione di immagini video, dalla cosiddetta prima relazione del CT professor Lingua alla denuncia di furto del 4/8/19 da parte di Paolo Perugini Casoni, viene messa a disposizione della difesa mediante avvisi di deposito a più riprese, solo successivamente all'avviso di conclusione delle indagini preliminari il 31 agosto 22 e finanche dopo l'udienza preliminare fissata per il 4 novembre 22 e poi conclusesi il 5/12/22, con conseguente nullità, si sostiene, del decreto che dispone il giudizio ex articolo 178, comma 1, lettera C, Codice di rito. Orbene, è opportuno premettere che il quadro normativo di riferimento nella presente fattispecie è dato dall'articolo 416,2 CPP, che prescrive in generale al PM di trasmettere al GUP con la richiesta di rinvio a giudizio il fascicolo contenente, oltre alla notizia di reato e di verbali degli atti compiuti davanti al GIP, la documentazione relativa alle indagini espletate. L'articolo 130 delle disposizioni di attuazione precisa poi che se gli atti di indagine preliminare riguardano più persone o più imputazioni, il PM forma il fascicolo inserendovi gli atti per la parte che si riferisce alle persone o alle imputazioni per cui viene esercitata l'azione penale. Dall'articolo 329 CPP, che impone certamente l'obbligo di ostensione degli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari, fino a quando l'imputato non possa averne conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari, comma 1, ma prevede altresì il potere del PM di disporre con decreto motivato, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, l'obbligo del segreto, tra l'altro, quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone, previsione del comma 3, lettera A. Ed è proprio a tale potere di segretazione che il PM si è richiamato per giustificare l'omessa ostensione lamentata ex adverso, confronto alla memoria datata 26 aprile 23 e già in precedenza memoria innanzi al GUP dell'11 novembre 22. Ed in effetti risulta dagli atti riprodotti da entrambe le parti che erano in corso le indagini ancora a carico di ignoti i due esecutori materiali e gli eventuali mandanti per l'omicidio del Pescitelli del 6/8/19 e che in particolare, confronto allegato 4 del pubblico ministero, solo in data 6/3/20 venivano iscritti al registro degli indagati, parliamo del RGNR 9940/20, altre persone, Capriotti Alessandro e Bennato Leandro, in relazione all'omicidio di Piscitelli, oltre che Fabietti Fabrizio per favoreggiamento personale in ordine allo stesso delitto, e quali corrono in relazione al tentato omicidio del Bennato, Purpo Pasquale, Purpo Raffaele e Bonafoni Matteo per favoreggiamento personale nell'omicidio Piscitelli, nonché lo stesso Calderon insieme al Bennato per il tentato omicidio di Fabietti Fabrizio. Obietta tuttavia la difesa che proprio tale provvedimento di iscrizione fisserebbe il dies a quo per la conclusione delle indagini ex articolo 407, CPP, nel senso che, maturati i 2 anni fissati dalla disposizione citata, ovvero il 6/3/22, e calcolato l'aumento di 3 mesi ex articolo 407,3 bis CPP all'epoca vigente, e dunque al 6/6/22, ben prima dunque dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari dell'udienza preliminare, nessun obbligo di segnalazione poteva essere opposto al Calderon in ordine agli atti di indagine relativi all'omicidio Piscitelli. Tant'è vero, si soggiunge che, richiesta l'archiviazione in relazione al procedimento 9940/20, fatta salva peraltro l'espressa segretazione di alcuni atti necessari per la prosecuzione delle indagini, 8/2/23, l'allegato 3 del pubblico ministero, era disposto avviso di deposito di ulteriori atti nel presente procedimento. Parliamo del procedimento RGNR 41661/20, relativo peraltro, fino alla separazione disposta dal GUP all'esito dell'udienza del 5/12/22, anche all'omicidio di Sceai
Selavdi, parimenti ascritta al Calderon. Rileva per contro la Corte che il termine previsto dall'articolo 407, comma 3 bis CPP nel combinato disposto col comma 2 lettera A numero 3 era nel caso del quo non di 3 bensì di 15 mesi, trattandosi di omicidio aggravato, ex articolo 416 bis.1 codice penale, confronta allegato 4 citato, la richiesta di archiviazione del PM nel procedimento RGNR 9940/20 è dunque tempestiva ed il termine di secretazione non era aspirato neanche all'epoca dell'udienza preliminare del procedimento RGNR 41661/20. A maggior ragione poi se si osserva che per il medesimo reato venivano iscritti al registro degli indagati il 25/11/20, in relazione sempre al procedimento 9940/20, anche Giuseppe Molisso e Gianni Erbella Violetti, allegati 6 e 7 del PM. Di talché il dies a quo, articolo 407 CPP, decorrerebbe finanche da tali ultime iscrizioni, non dal 6/3/20. L'eccezione così come prospettata appare dunque infondata. Quando anche poi si ritenga che la questione della mancata ostensione riguardi alcuni atti, non perché coperti dal segreto investigativo, ma perché ritenuti irrilevanti ai fini della prova dell'omicidio Piscitelli, un accenno in tal senso è contenuto nella risposta del PM del 26/9/22, invero riportata anche nella memoria della difesa, confronta allegato 9, le conclusioni sarebbero analoghe. È noto infatti alla Corte che in relazione alle conseguenze processuali scaturenti dalla mancata ostensione negli atti di indagine, 2 orientamenti giurisprudenziali si disputano nel campo. Alcune sentenze della Cassazione sottolineano invero che l'omesso a discoveri degli atti di indagine da parte del PM non produce alcuna invalidità processuale in considerazione del principio di tassatività delle cause di nullità. Sostengono dunque che la sanzione va ricercata nell'utilizzabilità dell'atto. L'omissione del deposito degli atti di indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso di conclusione prescritto dall'articolo 416 bis codice di procedura penale, comporta l'inutilizzabilità degli atti stessi, ma non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e il conseguente decreto che dispone il giudizio. In motivazione la Corte ha osservato che la sanzione di nullità non è prevista né dall'articolo 416 né dall'articolo 429 del Codice di rito e che il diritto di difesa dell'imputato è comunque assicurato dalla inutilizzabilità delle risultanze di cui non ha potuto prendere cognizione per l'omesso deposito. In tal senso Cassazione 24.979 del 18, ma vedi già Cassazione 29.573 del 2006, secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 415 bis e 416 Codice di procedura penale in riferimento agli articoli 24, 101, 102 e 111 della Costituzione, per la parte in cui consentirebbero al pubblico ministero di estrapolare alcuni atti dal fascicolo da depositare, non sanzionando detto comportamento con la nullità di ordine generale per violazione dei diritti della difesa, dal momento che la previsione dell'inutilizzabilità dell'atto non depositato costituisce adeguata sanzione a tutela dei diritti della difesa. Ritiene per contro la Corte di aderire all'opposto orientamento, secondo cui l'omesso deposito di atti di indagine preliminare, della specie verbale di dichiarazioni della persona della parte offesa del reato di usura, questo è per la citazione della sentenza, contestualmente alla notifica dell'avviso di quell'articolo 416 bis codice di procedura penale, determina una nullità di ordine generale al regime intermedio e non una inutilizzabilità che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'articolo 183 del codice di procedura penale. In tal senso, e questo è il richiamo operato al precedente, Cassazione 20.125/2018. Come precipuamente affermato, si ritiene infatti che la categoria dell'inutilizzabilità non si presta ad essere utilizzata per sanzionare, come nel caso di specie, la violazione del diritto di difesa discendente dall'incisione delle prerogative difensive correlata ad una determinata fase processuale. Ebbene, il deposito intempestivo di un elemento di prova incide proprio sul diritto di difesa, nella misura in cui impedisce all'indagato di esercitare i diritti correlati alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. La lesione delle prerogative difensive trova il suo strumento generale di tutela nella categoria della nullità generale al regime intermedio, disciplinato dagli articoli 178 e seguenti del Codice di procedura penale, che, ove sia riconosciuta, non si risolve nell'eliminazione dell'atto dal compendio probatorio, ma piuttosto in una restituzione delle garanzie difensive, con eventuale regressione del procedimento alla fase in cui si è verificata la lesione e riedizione della sequenza procedimentale
corretta confronta sul punto il precedente citato, Cassazione 20.125 del 18. D'altronde non sembra ravvisarsi, nel caso de quo, un'ipotesi di elementi di prova assunti in contrasto con divieti di legge ex articolo 191 Codice di procedura penale. L'atto è stato invero formato ed acquisito dal procedimento correttamente e la sanzione proposta, che si risolve nella definitiva eliminazione del compendio probatorio di tali elementi, potrebbe paradossalmente portare a espungere dal processo fonti di prova finanche a favore dell'imputato stesso. In effetti, poi, la tesi della violazione dei diritti della difesa con conseguente nullità appare finanche più coerente con l'ordinamento per altri aspetti. Invero, come è stato notato, confronta Cassazione 16673 del 21, la parità delle armi tra accusa e difesa è da sempre tutelata dall'articolo 6 CEDU e oggi anche dall'articolo 111,2 della Costituzione, una caratteristica imprescindibile di un processo equo. Essa richiede che ad ogni soggetto processuale sia fornita l'opportunità di difendere le proprie ragioni in condizioni che non la mettono in una posizione di sostanziale svantaggio rispetto alla controparte. Corte Edu, sezione seconda, 17 luglio 2007, Bobek contro Polonia. Corte Edu, sezione quinta, 16 novembre 2006, Klimtiev contro Russia. Corte Edu, 18 marzo 1997, Fouché contro Francia, e può integrare una violazione della parità delle armi, così come del principio del contraddittorio, la mancata ostensione delle prove della difesa. Ancora Corte Edu, sezione quarta, 27 aprile 2000, Coppola contro Finlandia. In particolare l'articolo 6, paragrafo 1 della CEDU impone che l'accusa riveli alla difesa tutte le prove di cui è in possesso, siano esse a carico o a discarico dell'indagato. In tal senso, ancora, Corte Edu, 16 febbraio 2000, Rove e Davis contro il Regno Unito. E un eventuale provvedimento di secretazione può essere giustificato soltanto da ragioni di interesse pubblico, con l'obbligo, per quanto possibile, di tutelare comunque i principi del contraddittorio e della parità delle armi. Se infatti l'obbligo di discovery rispetto alle prove rilevanti non rappresenta un diritto assoluto, dovendo i diritti dell'indagato essere bilanciati con contrapposti interessi, quali ad esempio quello alla sicurezza nazionale o la necessità di proteggere testimoni che siano a carico di ritorsioni, ovvero quello di mantenere riservate le tecniche investigative adottate dalla Polizia Giudiziaria nel corso delle indagini, solo le restrizioni ai diritti della difesa strettamente necessarie potranno ritenersi ammissibili ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1. In tal senso, ancora, Corte Edu, 23 aprile 1997, Van Mechelen ed altri contro Olanda, sempre che all'imputato sia comunque assicurato un equo processo, anche con l'adozione di specifiche garanzie procedurali adottate dall'autorità giudiziaria. Ribadito dunque, anche a livello sovranazionale, il diritto non assoluto alla discovery, potendo lo stesso essere limitato per salvaguardare un altro importante interesse pubblico, quale quello relativo alle indagini tese all'accertamento della verità in ordine ad un omicidio. In tal senso, Corte Edu, 4 gennaio 2019, Sigurd Erssons contro Islanda, e ritenuta coerente la sanzione della nullità per violazione del diritto di difesa, l'eccezione va comunque respinta. Ai fini dell'accertamento dell'eccepita nullità, infatti, occorre pur sempre dimostrare che la segnalata sottrazione abbia determinato una lesione concreta ed effettiva del diritto di difesa. In tal senso, Cassazione 41.536 del 22, che richiama già Cassazione 4707 del 99, secondo cui, pur premesso che la tesi fino ad allora accolta era quella di inutilizzabilità, anche a voler ritenere che l'articolo 416,2 del Codice di Rito, ponendo a carico del pubblico ministero l'obbligo di trasmettere al giudice per le indagini preliminari tutti gli atti attraverso cui l'indagine preliminare si è sviluppata e che concorrono a formare il fascicolo processuale nella sua interezza, induca a considerare la sottrazione di atti a detto fascicolo, salvi i casi specificatamente previsti nell'articolo 130 delle disposizioni di attuazione CPP, come legittima ed idonea pertanto a determinare una nullità ex articolo 178,1 lettera E, soluzione che forse appare più appagante di quella finora accolta. Sul punto vedi Corte Costituzionale 5 aprile 1991 numero 145. Occorre pur sempre dimostrare, questo segnala la Corte, che la segnalata sottrazione abbia determinato una lesione concreta ed effettiva del diritto di difesa.
Orbene, non solo nel caso del quota lesione va esaminato in un contesto in cui tutti gli atti sono stati comunque ostesi prima dell'apertura del dibattimento, talché la parte è garantita la piena esplicazione del diritto alla prova e nell'ambito di un processo avente ad oggetto un reato per il quale non è ammesso al rito abbreviato ex articolo 438,1 bis CPP. Ma v'è di più, tale specifica dimostrazione difetta, che anzi in generale non viene neanche allegata, o quando allegata risulta finanche smentita ex actis. Volendo a tale ultimo proposito prendere in esame le sole ipotesi illustrate dalla difesa, che in effetti appaiono strettamente connesse al ruolo del solo Calderon in relazione all'omicidio Piscitelli e che dunque sembrano prescindere da questioni di segreto investigativo, il confronto il richiamo è alla pagine 9 e 11 della memoria. Emblematico è il caso del cosiddetta prima relazione del professor Lingua del 5/10/2019, allegato 28 della difesa. In tale scritto, non a caso intestato prime valutazioni sui dati disponibili per valutare le possibilità operative di procedere a misurazioni antropometriche per comparazione tra omicidio e sospettato, il Lingua, all'epoca mero ausiliario di PG, concludeva sottolineando che in quella fase, sulla base della scarna documentazione acquisita, la prima osservazione qualitativa da parte sua era del tutto priva di informazioni metriche oggettive, sostanzialmente rendendo così un parere tecnico il tutto privo di qualsivoglia fondamento oggettivo ed utilità pratica, sia a favore che contro il Calderon. Analoghe considerazioni valgono per la relazione tecnica del Servizio di Polizia Scientifica, sezione indagini elettroniche, il 16/9/19, allegato 29 della Difesa. In essa, dato atto dell'acquisizione di 2 video, uno in formato MP4 e l'altro in estensione DAV convertito in estensione AVI, al solo fine di permetterne la visualizzazione mediante il riproduttore VLC Media Player, confronto sul punto anche l'ordinanza del GUP del 14/11/22, la PG chiariva che le operazioni effettuate miravano al solo miglioramento della qualità del video, migliorato AVI, DAV convertiti, migliorato AVI, pagine 5 e 6, mediante l'utilizzazione del software AMPED5, senza che venissero cioè distorti o comunque modificati i dati da prendere a fondamento di eventuali analisi antropometriche, e precisava che in ogni caso la persistente scarsa qualità del video non consentiva di evidenziare ulteriori dettagli utili all'identificazione del soggetto autore dell'omicidio. Per quanto attiene infine la mancata ostensione della denuncia di furto di uno scooter Piaggio Beverly 300 del 4/8/19 da parte del vice ispettore di polizia Paolo Perugini Casoni, all'interno del bauletto vi era la beretta modello 92 FS di ordinanza con 15 cartucce, il PM replicava in udienza, pagina 44 delle trascrizioni, che le indagini effettuate a carico del Perugini Casoni, intercettazioni telefoniche incluse, non portavano ad alcun risultato, non essendo emerso altro che la compatibilità del boss utilizzato per uscire del Piscitelli, invero facente parte di un enorme lotto assegnato al Ministero degli Interni, con un munizionamento, il calibro 9x21, tipico delle armi assegnate alle forze dell'ordine, circostanza peraltro da valutare ai fini di apprezzare il concreto, specifico ed effettivo nocumento alla difesa in un contesto caratterizzato non solo, come già detto, dalla conoscenza dell'atto comunque priva dell'apertura del dibattimento, ma anche dall'insussistenza di ulteriori violazioni del diritto di difesa. Non è inutile in proposito ricordare che la stessa Corte Costituzionale, nello statuire che è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 416 del Codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 24,2 e 111,3 della Costituzione, nelle parti in cui non prevede la sanzione di nullità per i casi in cui il fascicolo trasmesso al giudice con la richiesta di invio a giudizio sia predisposto senza l'osservanza delle prescrizioni relative alla formazione del fascicolo, gli articoli 416 CPP e 130 disposizioni di attuazione codice di procedura penale, 3 DM 30 settembre 89 numero 334, specificava la Corte che la sanzione di nullità invocata dal giudice rimettente con la conseguente regressione del procedimento
finiva per essere sproporzionata in molti casi, che dunque solo una valutazione caso per caso della gravità della situazione da demandare al singolo giudice avrebbe potuto determinare in via eccezionale l'equiparazione delle irregolarità del fascicolo depositato ed omesso deposito, con la conseguenza dell'inutilizzabilità degli atti e dei documenti non trasmessi, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, o addirittura della nullità ex articolo 178,1 lettera C, ove si ritenesse, secondo altro orientamento interpretativo, che l'attività difensiva è in concreto compromessa dalla mancata conoscenza degli elementi dell'indagine, vedi Cassazione penale, sentenza 14588 del 99. In altri termini, anche alla luce dell'insegnamento del giudice delle leggi, si può affermare che la sanzione della nullità, proprio per la sua gravità e per le sue drastiche conseguenze, rese palesi infatti dalla previsione tassativa delle relative cause, impone di comminare la stessa non solo in caso di violazioni specifiche ed effettive del diritto di difesa nell'ambito, solo in caso di violazione specifica ed effettiva del diritto di difesa nell'ambito di una più ampia valutazione della fattispecie concreta oggetto di esame. Alla stregua pertanto delle osservazioni che precedono va respinta l'eccezione preliminare sub 1. Punto 2. La difesa eccepisce altresì l'incompletezza degli atti posti a sostegno degli OEI del numero 119-21, 121-21 e 17-22. In particolare si lamenta, impregiudicata ogni questione di inutilizzabilità, l'omesso deposito di alcuni atti, ovvero i provvedimenti di autorizzazione alle operazioni di cosiddette intercettazioni dei flussi telematici emessi dall'autorità giudiziaria francese, in particolare i provvedimenti francesi nell'ambito del procedimento 29993 del 21, di cui proviene l'OEI numero 1722. Con traduzione in italiano disposta dal GUP, con conseguente compromissione anche in questo caso del diritto di difesa. Orbene, già il PM all'udienza dinanzi al GUP del 14-11-22 rendeva noto che l'autorità francese aveva consegnato spontaneamente i provvedimenti genetici mediante i quali la medesima aveva disposto l'acquisizione dei messaggi Sky e CC, e nella memoria depositata alla Corte spiegava che tali atti sono stati tempestivamente depositati come d'avviso dell'8-2-23 e che il mancato deposito in precedenza era dovuto, proprio come evidenziato fin dal 14-11-22, al fatto che gli stessi non erano stati acquisiti formalmente al fascicolo ed erano privi di traduzione, sicché si impegnava finanche a produrre in dibattimento all'udienza successiva. L'eccezione, che peraltro attiene a mera documentazione a completamento di quella già prodotta, appare dunque infondata. Punti 3, 4 e 5. La difesa eccepisce altresì l'inefficacia del sequestro operato all'8-8-19 di una videocamera di sorveglianza per assenza di valido decreto motivato di convalida, l'inutilizzabilità del rosso 9021 in assenza della prescritta autorizzazione del GIP, la nullità del decreto del GIP di convalida delle intercettazioni ambientali di cui al RIT 15, 39 e 21 disposti in via d'urgenza dal PM il 23-21. Trattasi all'evidenza di questioni non rientranti tra quelle di cui all'articolo 491 CPP, attenendo piuttosto ai profili dell'ammissione e della utilizzazione della prova e pertanto, ove riproposta, verranno valutate alla fase deputata. Punto 6. Va infine affrontata l'istanza di retrodatazione dell'iscrizione nel registro degli indagati del Calderon ex articolo 335 quater CPP, oggetto della memoria della difesa datata 30/3/23. Con tale istanza la difesa chiede la retrodatazione dell'iscrizione dell'imputato nel registro delle notizie di reato, quantomeno a far data dal 26/9/19, sul presupposto che a partire da tale data, con il conferimento dell'incarico di ausiliario della PG al professor Andrea Maria Lingua sopracitato, erano stati posti in essere una serie di specifici atti di investigazione tesi ad acquisire elementi di responsabilità a carico di Calderon. L'istanza è inammissibile e va pertanto disattesa. Invero l'istituto di garanzia della retrodatazione, devoluto al giudice procedente su istanza motivata dalla persona sottoposta ad indagine, è stato introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 150 del 22, la cosiddetta riforma Cartabia, ed è finalizzato all'accertamento della tempestività dell'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato, con conseguenti inutilizzabilità
in forza del combinato disposto di quegli articoli 405, 406 e 407 CPP, degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, vedi articolo 407, comma 3 CPP. Tuttavia, la disposizione transitoria di quell'articolo 88 bis, decreto legislativo numero 150/22, introdotta dall'articolo 6 del decreto legge 31 ottobre 22 numero 162 convertito nella legge 199/22, esclude l'immediata applicabilità della disposizione di quell'articolo 335 quater ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto, per i quali il PM abbia già disposto l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, ipotesi ricorrente nel caso di specie. Per questi motivi rigetta le questioni preliminari sollevate dalla difesa e dispone procedersi oltre. Quindi spero sia stata chiara che le questioni da voi già argomentate verranno valutate nella fase immediatamente successiva. Prego. Grazie Presidente. Senta, prima di lasciare la parola ai pubblici ministeri per le richieste di ammissione prova, volevo rappresentare alla Corte la necessità di integrare, diciamo così, la lista testi difensiva che è stata ritualmente depositata ai sensi dell'articolo 468, ma questa integrazione viene formulata in realtà, ovviamente essendo decaduto ampiamente il termine previsto ex legis, ai sensi del 495, quindi come lista testi suppletiva con indicazioni di testi che vengono introdotti a discarico. Sì, però allora, questo è un tema, sì, questo eventualmente lo dia alle controparti, però diciamo è legata anche questa ad una fase successiva alla dichiarazione di apertura del dibattito. Sì, no, volevo anticiparlo perché sì, non voglio che sia un atto a sorpresa, quindi anticipo il deposito di questa lista, ne consegno una copia ai pubblici ministeri e abbiamo anche una copia per le parti ovviamente private. Va bene, allora intanto ne possiamo dare atto a verbale, quindi se non ci sono ulteriori questioni preliminari possiamo dichiarare aperto il dibattimento, diamo per letta l'imputazione e diamo la parola ai pubblici ministeri per le proprie richieste istruttorie. Sì, allora il pubblico ministero per la prova dei fatti di cui alle imputazioni chiede l'ammissione dei testi di lista, chiede l'esame dell'imputato e deposita l'elenco delle intercettazioni di cui intende chiedere la trascrizione. Poi per quanto riguarda eventuali osservazioni sulla lista testi della difesa, ci riserviamo di vedere anche quella integrativa e sollevarle dopo la enunciazione delle richieste della difesa. Va bene, allora quindi sostanzialmente sì, la parte civile ovviamente prima, e quindi ammissione di testi di quella lista già depositata, esame dell'imputato, riserva di produzione documentale, e queste sono le richieste del pubblico ministero. Quindi non ci sono produzioni documentali ad oggi, va bene. Allora possiamo dare la parola alle parti civili, intanto l'avvocato Siano che è qui per tutte. Avvocato Siano anche per l'avvocato Ranalli. Sì. Noi ovviamente chiediamo il controesame di tutti i testi, il controesame cioè dell'imputato se ovviamente acconsente ad essere ascoltato, con riserva di produzione documentale e anche con alcune riserve per alcuni testi che eventualmente dopo la rappresentazione da parte della collega. Va bene, prego allora la difesa. Grazie Presidente. Ovviamente la difesa chiede sin d'ora il controesame dei testi indicati dall'ufficio di procura e l'ammissione dei testi di cui ha la propria lista. Una breve introduzione alla lista integrativa che oggi viene depositata. La difesa è ovviamente a conoscenza della necessità di difendersi, peraltro facendo espresso richiamo a tutti i principi che con l'ordinanza della quale è stata data da poco lettura ovviamente si formulano poi queste richieste di ammissioni di prove. È conscia della necessità di cercare di ricostruire nella maniera
non soltanto più compiuta possibile, ma anche più vicina alla realtà, quindi alla certezza possibile, quello che è stato il contesto, quindi la cornice fattuale in cui si sarebbe verificato questo evento delittuoso. È ovvio che il fatto di omicidio è un fatto di evento, quindi è un fatto naturalistico. Nel momento in cui una persona viene attinta da dei colpi di arma da fuoco e perde la vita, il fatto omicidiario si è consumato. Tuttavia, proprio per la particolarità della formulazione dell'ipotesi accusatoria che inserisce questo reato omicidiario all'interno di un contesto caratterizzato da delle connotazioni tali da aver giustificato la contestazione dell'aggravante di cui all'articolo 416 bis.1 codice penale, ovviamente all'interno di quello che è l'accertamento del fatto non possono non mancare anche tutti gli accertamenti che afferiscono alle circostanze del fatto, e non soltanto per dare appunto compiutezza alla ricostruzione in sé per sé, ma anche per consentire una piena valutazione di attribuibilità della ipotesi accusatoria all'imputato e comprendere anche ai fini poi di un'eventuale determinazione pena, laddove si dovesse arrivare a un'affermazione di penale responsabilità, anche quindi la corretta comprensione di quelli che sono stati gli antecedenti rispetto alla commissione del fatto stesso. E in questo senso abbiamo predisposto una lista testi divisa sostanzialmente per capitoli, proprio per ricostruire l'origine del procedimento, il momento in cui si è arrivati all'identificazione dell'imputato quale presunto, ovviamente sempre in ossequio alla presunzione di non colpevolezza, presunto colpevole Calderon, e poi abbiamo indicato una serie di testimoni che sono testimoni che hanno, secondo quelle che sono state le indagini espletate, un patrimonio conoscitivo comunque utile e del quale la Corte non potrà non potrà fare a meno, non tenere in considerazione, perché sono persone per la maggior parte vicine alla vittima e persone che nel corso delle lunghissime attività di intercettazione hanno reso delle informazioni assolutamente rilevanti secondo ovviamente il punto di vista difensivo. Anticipo immediatamente che gran parte tanto dei testi vanno a coincidere con quelli indicati già dall'ufficio di procura e anche molti dei testimoni che noi abbiamo indicato li abbiamo indicati in quel momento, come abbiamo scritto nella memoria a sostegno delle questioni preliminari, al buio, perché in quel momento ancora non avevamo i verbali di sommaria informazioni, sapevamo che erano stati escussi perché lo ricavavamo dai decreti di autorizzazione alla proroga delle intercettazioni piuttosto che da informative di polizia giudiziaria che ne facevano espresso riferimento, ma è ovvio che la difesa stessa a mano sfoltirà insomma il numero delle persone che sono state indicate. Ovviamente ci riserviamo di fare questo tipo di operazione soltanto in corso d'opera, perché a tutt'oggi stiamo continuando a ricevere avvisi di deposito atti, l'ultimo è del 22 di aprile del 2023, quindi sabato l'altro, e la difesa continua a trovarsi nella necessità di avere, proprio per il principio di parità delle armi tra accusa e difesa, avere necessità di approfondire ancora quelle che sono le attività di indagine espletate sino ad oggi. In particolare, grazie a questo ulteriore avviso di deposito atti del 22 aprile 2023 è stata redatta la lista testi oggi depositata, che afferisce al tema dell'arma del delitto. L'arma del delitto non è mai stata ritrovata, nel capo di imputazione viene indicata come arma non meglio specificata, cioè non abbiamo una indicazione di quale sia stata l'arma utilizzata. Va da sé che quindi l'unica certezza allo stato acquisita agli atti e già inserita agli atti, perché grazie al deposito dei verbali di sequestro sappiamo esattamente che tipo di munizionamento è stato utilizzato per commettere questo delitto, sappiamo esattamente, sempre grazie alla produzione già curata agli atti,
dell'esistenza di questa denuncia del sovrintendente Paolo Perugini Casoni, il quale era in possesso proprio di un'arma compatibile per classe a quella che si suppone essere stata utilizzata per l'omicidio e soprattutto con munizionamento identico, quindi stesso lotto di quello che è stato utilizzato per uccidere il Fabrizio Piscitelli. Ora, su questo filone investigativo l'ufficio di procura all'epoca in realtà sviluppò delle indagini che però poi per una serie evidentemente di circostanze non sono state appunto stese nel momento della chiusura delle indagini preliminari. La difesa ha all'epoca compulsato l'ufficio di procura ad ottenere i riscontri alle deleghe che risultavano agli atti essere state conferite e in effetti si è attivato l'ufficio di procura, quindi in conformità a queste sollecitazioni difensive, e ha ricevuto solo da pochissimo queste risposte ed è la ragione per la quale sono state poi condivise con la difesa. Però sono risposte che ovviamente portano alla necessità di ulteriori approfondimenti, quantomeno da un punto di vista difensivo, perché questi atti che sono stati messi a disposizione consegnano delle circostanze in punto di fatto che assolutamente rilevanti, che potrebbero quindi condurre anche ad un giudizio che non superi l'oltre ogni ragionevole dubbio, che quindi è il canone guida del nostro accertamento giudiziale. Quindi ritengo che si debba assolutamente insistere per la ammissione anche di questi ulteriori testimoni che hanno curato tutta l'attività investigativa sull'arma e sul munizionamento utilizzato per commettere l'omicidio e che consegneranno informazioni veramente decisive per il nostro processo. Ovviamente anche la difesa ha delle osservazioni sulla lista testi del pubblico ministero e credo che in parte la possa anche anticipare, perché nella lista testimoniale di difesa è indicata la signora Rina Bussone. In realtà nella indicazione nella lista difensiva del pubblico ministero? Sia del pubblico ministero ma anche la nostra. Okay, sì, pensavo che fosse... Sì. Okay. Nella nostra lista testimoniale tuttavia Rina Bussone viene indicata impregiudicata ogni questione perché in realtà noi abbiamo sostenuto già dalla fase cautelare, incidentale cautelare del riesame, abbiamo sostenuto non soltanto inutilizzabilità, ma a quel punto era nella fase cautelare, quindi per la valutazione di sussistenza del profilo di gravità indiziaria, abbiamo sostenuto comunque la impossibilità di escutere la signora Bussone all'epoca nella fase delle indagini, ed oggi reiteriamo questa nostra osservazione nella fase dibattimentale. La signora Rina Bussone viene indicata nella lista dei testimoni dell'ufficio di procura come teste assistito da escutere nelle forme dell'articolo 197 bis Codice di procedura penale. Questa indicazione origina da un fatto che ovviamente si è verificato nella fase delle indagini. La signora Bussone, sentita dai pubblici ministeri in data 13 dicembre 2021, rende nel corso delle sue dichiarazioni delle dichiarazioni autoindizianti oltre che eteroaccusatorie. Rispetto a queste dichiarazioni autoindizianti la difesa ha eccepito la inosservanza dell'articolo 63 codice di rito, che imponeva la interruzione del verbale di assunzione con la consegna alla Rina Bussone di tutti gli avvisi di legge affinché venisse garantita la corretta acquisizione della dichiarazione stessa e quindi poi la piena utilizzabilità del suo propalato. Questo non è accaduto. L'ufficio di procura rispetto a questa eccezione è stato poi invitato dal Tribunale del riesame in sede rescindente a produrre una prova del superamento di questo ostacolo e quindi della posizione giuridica di Rina Bussone al momento in cui è stata escussa. Perché? Laddove fosse già stata giudicata con sentenza definitiva, quindi passata
divenuta irrevocabile, non si sarebbe posto il problema del dare gli avvisi ai sensi dell'articolo 63 su quella dichiarazione. Se invece così non fosse stato, si sarebbe dovuto valutare l'inquadrabilità della Rina Bussone come teste appunto puro, semplice, oppure teste per fatto afferente a procedimento connesso o collegato. Alla luce di tutta questa disamina, che ovviamente la Corte non ha gli strumenti oggi per entrare così nel merito della questione, è stata appunto espressa questa formula di salvezza, questa clausola, quindi impregiudicata a ogni questione. Io depositerei, ma credo che l'abbia già depositato in realtà l'ufficio di procura quando ha prodotto la copia integrale della memoria, vero? Quando è stata depositata la memoria a sostegno del riesame cautelare, non ricordo se fosse stata depositata con o senza allegati, comunque in quella memoria che l'ufficio di procura ha depositato in primissima udienza era fatto richiamo alla sentenza divenuta definitiva emessa a carico della Bussone in relazione al reato di rapina perpetrata ai danni della gioielleria Mangiucca, nel corso della quale ha sottratto la beretta 9x21 al gioielliere, poi ritenuta essere in ipotesi l'arma utilizzata per commettere il delitto. Rispetto a questa sentenza, che quindi è definitivamente passata in giudicato e richiamata nella memoria dell'ufficio di procura, io chiederei comunque sin d'ora l'acquisizione, così da rendere poi più comprensibile anche alla Corte la eccezione che stiamo comunque sollevando e formalizzando, non soltanto di inutilizzabilità delle dichiarazioni già rese e quindi anche per le eventuali contestazioni, ma proprio la impossibilità di escutere, di far assumere l'ufficio di testimone alla signora Bussone nella ricorrenza dell'ipotesi tassativa prevista dall'articolo 64,3 bis. Essendo state non osservate tutte le regole di garanzia che il codice di rito detta per appunto l'escussione di persone che siano state o siano sottoposte a procedimento penale per fatto connesso o collegato con quello oggetto poi di appunto assunzione di sommarie informazioni. Quindi io depositerei questa sentenza. Quindi mi scusi Avvocato, su questa indicazione da parte dei pubblici ministeri della teste Bussone, sia pure come teste assistita, come tale indicata nella lista 197 bis, c'è ad oggi un'opposizione? Sì, esatto, c'è ad oggi un'opposizione. Con il richiamo alla previsione del 64,3 bis? E 64,3 bis. Su questa questione la difesa ovviamente non ha ragione di non informare la Corte che è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, che ha rigettato la questione posta dalla difesa. Tuttavia la Cassazione ha rigettato questa questione con motivazioni che ancora non sono state depositate e quindi non conosciamo. L'ha risolta quando ancora non avevamo alcuni elementi e quindi l'ha risolta ovviamente allo stato degli atti dell'incidente cautelare proposto a gennaio dell'anno 2021, nell'immediatezza dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare. Abbiamo poi acquisito una serie di ulteriori informazioni ed atti che oggi consentirebbero una rivalutazione dei presupposti per la verifica di esecutibilità o utilizzabilità di quel dichiarato. Ha ultimato. Avvocato, scusi, però non abbiamo del tutto compreso innanzitutto gli elementi sulla base dei quali lei ritiene che la Corte dovrebbe essere in grado di valutare questa questione e poi, a prescindere da questo,
quali sarebbero la forma con cui la difesa ritiene che dovrebbe essere sentita questo soggetto? La difesa ritiene che non potrebbe essere sentita, cioè la difesa ritiene... Sì, no, è perché non era chiarissimo, La quindi difesa- lei ne fa una questione Sì, lei ritiene che sia inammissibile quella testimonianza, nella forma sia pure del 197 bis, ma di qualunque altra forma possibile. Esatto. Neanche come esame? Io ritengo... 210, cioè nessuna forma possibile? Nessuna forma, perché... Ci spieghi articoli un po' meglio questa questione? perché non- L'articolo 64, comma 3 bis, nella formulazione ormai insomma introdotta con il giusto processo, prevede la impossibilità per la persona interrogata di assumere in ordine ai fatti l'ufficio di testimone quando siano state non osservate le disposizioni dei commi precedenti, del comma 3 delle lettere A, B e C. Noi riteniamo che sia stata mancata l'osservanza delle disposizioni prescritte a tutela, a presidio appunto dell'interrogatorio della persona informata sui fatti, che sia stata indagata o imputata in fatto connesso o collegato a quello per il quale, in relazione al quale viene escussa, e riteniamo quindi che questa violazione in primis dell'articolo 63 codice penale, nel momento in cui la signora è stata escussa la prima volta dinanzi ai PM e in quell'occorso ha reso una dichiarazione autoindiziante, si è accusata di un delitto, in quell'occasione e poi si è riaccusata di un delitto nella escussione del 18 febbraio 2022 e anche in quell'occasione, sebbene fosse un delitto del tutto nuovo, non è stata interrotta la sua escussione, non le sono stati rivolti gli avvisi di legge, quindi quelli di cui all'articolo 63, tantomeno quelli di cui all'articolo 64, e l'escussione è andata avanti in maniera ordinaria. Ora, in ossequio alle sezioni unite anche Torcasio che sono intervenute su questo tema, io ritengo che l'inquinamento del primo interrogatorio ovviamente estenda i propri effetti a tutti gli atti successivi e che l'inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni rese in assenza dei prescritti avvertimenti e garanzie di legge estenda i propri effetti in maniera che insanabile, perché appunto abbiamo una violazione delle garanzie e quindi delle disposizioni che sono poste a presidio della corretta acquisizione delle fonti di prova, in questo caso dichiarativa, nei confronti di assunte da parte di una persona che era da indagare perché si era appena autoaccusata di un delitto. Nel caso in cui quel delitto fosse già stato oggetto di accertamento giudiziale, comunque andava sentita ai sensi del 197 bis già in sede di escussione testimoniale. Nel caso in cui quel delitto non fosse stato né connesso e collegato a quello in relazione al quale veniva sentita, a quel punto andava comunque iscritta per un nuovo delitto, perché si è accusata di un delitto totalmente estraneo ai fatti nella seconda occasione, e quindi insomma diciamo che noi abbiamo assistito più e più volte a violazioni delle norme poste appunto a presidio dell'assunzione di dichiarazioni da persona informata sui fatti, che rende dichiarazioni autoaccusatorie oltre che eteroaccusatorie. Mi rendo conto che in questo momento la Corte non ha la possibilità di fare una verifica, diciamo, documentale di quello che dico, se non partendo dalla produzione di questa sentenza, e io chiedo comunque, formalmente mi oppongo ovviamente all'ammissione della signora Rina Bussone, chiedo eventualmente un'ammissione con riserva in attesa anche del deposito delle motivazioni della Suprema Corte, che è stata comunque investita di questo tema, e
eventualmente laddove magari durante l'escussione dei testi di polizia giudiziaria avremo possibilità di inquadrare meglio la vicenda che io adesso sto così sommariamente ovviamente illustrando, non volendo entrare nel merito e quindi svelare i contenuti di quelle che sono state le dichiarazioni assunte dalla signora Bussone, eventualmente appunto poi la Corte valuterà se sia possibile o meno procedere alla escussione testimoniale in dibattimento di questa signora. Peraltro io allo Stato ancora non ho, la difesa allo Stato ancora non ha informazione sullo status di questa donna, perché in lista testi viene indicata come teste assistito da escutere nelle forme del 197 bis, tuttavia parrebbe essere domiciliata presso il Servizio Nazionale per i Testimoni e Collaboratori di Giustizia. Se così fosse, ovvero se le fosse stato riconosciuto questo status, ovviamente l'ufficio di procura viene invitato a depositare il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, così come prescritto dalla normativa specifica appunto sui collaboratori di giustizia. Questo per quanto riguarda la parte testi. Per quanto concerne invece la produzione, anche la difesa fa espressa riserva di produzione documentale, sia per quanto concerne documenti che riguardano direttamente la persona dell'imputato che stiamo raccogliendo, e sia con riferimento ad ulteriori documenti che si stanno a mano raccogliendo e che si avrà cura di anticipare magari prima del formale deposito in udienza alla Corte e alle parti. Per quanto concerne le intercettazioni, noi abbiamo ricevuto la copia del materiale intercettato come da verbale che consegno alla Corte il 9 maggio 2023 e sono stati consegnati 984 DVD. Quindi siamo umanamente nella impossibilità oggi di esaurire, di indicare le intercettazioni che dovranno essere sottoposte a perizia trascrittiva, e quindi ovviamente formuliamo riserva per poter integrare questo elenco che oggi l'ufficio di procura, tra l'altro non lo abbiamo ancora visto, si accinge a depositare, e con riserva anche di indicare ovviamente diversi RIT, quindi non soltanto integrare le intercettazioni di cui ai RIT che verranno oggi indicati, ma anche eventuali RIT non compresi in questo elenco. Allora, innanzitutto volevo sincerarmi che avesse nella verbalizzazione delle richieste di prova già effettuate è indicata anche la richiesta di trascrizione delle intercettazioni telefoniche di quell'elenco depositato, che materialmente forse è rimasta nella disponibilità del pubblico ministero, perché non è stato depositato alla Corte. Va bene. Allora, prima di ridare eventuali parole per l'intervento delle controparti in relazione alle prove, intanto volevo verbalizzare le richieste dell'avvocato Miraghi, poi sentirò se il codifensore ha delle sue richieste autonome. La lista testi a discarico e la documentazione. Allora, siccome l'intervento della difesa è stato piuttosto lungo, volevo solo sincerarmi per la verbalizzazione, solo per la verbalizzazione. Quindi sostanzialmente la difesa insiste nella persona dell'avvocato Miraghi per l'ammissione della lista testimoniale così come già depositata nei termini di legge, già facendo comunque riserva di rinunciare a quei testi che risulteranno, diciamo così, superflui o irrilevanti, valutazione che potrà svolgere compiutamente soltanto all'esito della valutazione di tutti quanti gli atti di indagine che gli sono stati ostesi in tempi recenti. Poi
poi chiede però l'ammissione dei testi di cui alla lista integrativa, assumendo che questa lista tardiva dovrebbe essere ammessa ai sensi dell'articolo 495,3 Codice di rito, poiché relativa agli atti di indagine che gli sono stati depositati soltanto in data, mi pare abbia detto 22 aprile del 23. Se volete vi sì, produco sarebbe l'avviso di deposito opportuno, del 22 aprile. perché... Sì, ma adesso le do la parola. Solo per la... certo, cioè voglio dire, non, No, non è... vabbè, la Corte comunque in genere Sì, chiede che no, tutte ma le eccezioni... spieghiamo anche perché. Sì, ok, no, ma adesso vi do la parola, solo che per essere certa che la verbalizzazione sia completa. Relativa ad atti depositati alla difesa stessa in data 23. Sì, 22 credo, 22 aprile 23. Ok. Poi fa riserva di formalizzare eventuale richiesta di trascrizione di intercettazioni, motivando questa riserva sulla circostanza che ampio materiale intercettivo risulta essergli stato consegnato soltanto in data 9 maggio del 23 e quindi deposita in tal senso il verbale di consegna da parte della Procura della Repubblica. Fa riserva di produzione documentale, chiede l'esame dell'imputato e in merito alle richieste del pubblico ministero sin d'ora si oppone all'ammissione in qualunque forma di bussonerità indicata nella lista del PM come teste assistito, discutersi come teste assistito. Mi pare che abbiamo formalizzato tutte le richieste e le eventuali riserve. A questo punto ridarei la parola all'ufficio del pubblico ministero sulle questioni attinenti evidentemente le richieste difensive e le opposizioni. Prego. Sì, Presidente, parto dalla questione legata, diciamo così, alla lista integrativa, anche per fare un po' di chiarezza a vostro beneficio. Mi scusi pubblico ministero, forse non è stato verbalizzato, non so se la cancelliera l'aveva capito, per la posizione di Rita Bossoni in realtà produce la difesa, no, la sentenza pronunciata nei suoi confronti per il delitto che si assume dovrebbe fondare questo collegamento o connessione o collegamento probatorio con l'odierno procedimento. Dunque la sentenza del GIP del 27 febbraio 2020 nei confronti di Bussoni Rita con 27 febbraio 2020 con di patteggiamento, vedo, una sentenza di patteggiamento. Abbiamo prodotto sia la sentenza di giudizio abbreviato e poi la sentenza anche di concordato in appello e la Cassazione, tutti e tre. Quindi ha capito tutti i gradi di giudizio per attestarne l'irrevocabilità. Sentenza di primo grado, concordata in appello, sentenza della Cassazione. Bene, prego, pubblico ministero. Sì, no, volevo dire questo. Non è che diciamo, noi siamo adusi a, come dire, tipo Netflix a fare, come dire, delle produzioni dilazionate nel tempo, semplicemente il 22 aprile c'è stato un deposito di documentazione che forse è arrivata nel nostro ufficio il 20, il 19, cioè sì, 3 ne giorni dava prima. atto anche la difesa. No, che era... no, questo a precisazione di, ma devo, diciamo, mi serve anche per dire perché è irrilevante questo tema rispetto all'ovviamente sollecitazione di integrazione alla lista testi, cioè il fatto storico sicuramente, come dire, ormai conosciuto anche in via tangenziale per le eccezioni che sono state elevate, è un furto che ha subito un poliziotto in servizio all'ispettorato, non mi ricordo adesso come si chiama, comunque l'ispettorato Viminale, ecco, avvenuto
in un momento storico in cui ovviamente c'era la grande attenzione da parte delle forze di polizia, perché dovevamo ricostruire, diciamo, gli accaduti, e perché, altro dato, come dire, questo tra virgolette mi si concede il termine certo, anche se ovviamente andrà provato, e cioè la provenienza del proiettile, perché poi noi, diciamo, quello sappiamo, diciamo, visto che l'arma non ce l'abbiamo, l'arma del delitto, ma il proiettile sì, la provenienza era di un lotto 33/16, un lotto contenente 300.000 o 500.000, adesso non so, comunque un numero elevatissimo ovviamente di proiettili, con destinazione forze di polizia e in particolare, diciamo, il Viminale. Vabbè, questo poi ovviamente lo ricostruiremo nel dibattimento. Allora, noi abbiamo avuto chiaramente, qualsiasi investigatore a fronte di un furto, anche qui non discusso, di una pistola Beretta, che è una pistola che è compatibile per classe, così come sono compatibili per classe con il munizionamento del lotto migliaia di armi, e forse, come dire, migliaia di armi rubate, nel senso che chiaramente noi non sappiamo qual è l'arma che ha sparato, non abbiamo il dato tecnico per fare una comparazione. Quindi è un accertamento doveroso che era stato fatto, perché comunque c'era un link di un proiettile rispetto a 300.000 o a 500.000 che andava, diciamo, operato. Tanto è vero che sono state fatte attività di intercettazione telefonica anche del poliziotto a cui è stata rubata l'autovettura, perché ovviamente non si poteva escludere nulla. E quello è stato un binario morto, nel senso che non ha portato a nessun tipo di accertamento, con un deficit di formazione del fascicolo, nel senso che alcune cose che pure erano state richieste tempestivamente dall'ufficio non erano poi, diciamo, materialmente pervenute nel fascicolo, quindi era, come dire, non potevamo fare un deposito di qualcosa che non c'era. Quindi tutto quello che è arrivato ovviamente è stato depositato e messo all'attenzione. Ma quello, al di là di questa, come dire, narrazione molto sintetica, il tema è quale rilevanza rispetto al tema decidendum ha un furto di una pistola come ce ne sono migliaia di furti di pistole, negli anni immediatamente antecedenti all'omicidio per cui è procedimento, allorquando noi non abbiamo nessun elemento che lo lega all'omicidio, visto che quella pistola era una Beretta, il munizionamento è un munizionamento che può essere utilizzato con Beretta e con tutte le armi, della medesima classe di compatibilità. Quindi il problema, cioè quello che per quanto ci riguarda noi possiamo, offrire la produzione di tutta la documentazione, perché poi quello si tratta esclusivamente, di documentazione afferente alla fornitura di beni e servizi alla polizia giudiziaria, ma la circostanza che sia stata rubata un'arma è una circostanza assolutamente neutra, seppure nel momento iniziale dell'investigazione era sicuramente suggestiva, perché evidentemente c'era quella traccia del proiettile che rientrava nel calderone della fornitura a favore delle forze di polizia. Quindi la nostra è un'eccezione di totale inconferenza e irrilevanza rispetto al tema decidendum, e questo per quanto attiene tutta questa vicenda, che peraltro potrà essere
narrata anche dalle persone, diciamo, dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che inizialmente, ovviamente, nella ricerca a 360 gradi di tutte le informazioni possibili, hanno sviluppato anche questo settore dell'investigazione, che è risultato, come dire, un binario morto. Ce lo diranno e vi diranno tutte le attività che sono state svolte all'inizio per cercare di capire, appunto, di risalire alla responsabilità. Punto 2. Non a caso, come dire, la Corte ha chiesto chiarimenti circa quale fosse l'eccezione della difesa circa la invocata audizione della Bussoni. Questo perché, e io, diciamo, ad onta della capacità oratoria della difesa, ancora non riesco a comprendere sulla base di quali elementi normativi sostanzialmente si chiede di non far entrare in questo processo, cioè non deve varcare la soglia di questa porta, non deve essere varcata. Ora, diciamo, questo forse non si discute, perché poi potremmo anche discutere, lo discuteremo, anche perché la questione, francamente, la questione è stata sollevata in sede di riesame, un primo riesame, sulla base della documentazione che poi, come dire, è stata messa a disposizione anche da parte della difesa. È ritornato un secondo riesame dopo un primo passaggio in Cassazione. Recentemente abbiamo avuto l'ennesimo, lo leggeremo, rigetto da parte della Cassazione, ma su un punto che era centrale nell'eccezione. Quindi, tra l'altro, come dire, è una questione che leggeremo, è stata già affrontata dalla Cassazione, ma questo mi interessa fino a un certo punto, perché è una questione che affronteremo a tempo debito. Cioè, qui il problema è che nessuno può impedire a una persona che ha rilasciato dichiarazioni afferenti al fatto per cui è procedimento di varcare questa soglia. Il tema è, una volta varcata, come deve essere sentita, con il testimone, con il difensore, ma soprattutto con il difensore, con quali regole. Il nostro sistema è piuttosto, diciamo, complicato per quanto riguarda la prova dichiarativa, e tutte le questioni afferenti alla modalità di assunzione nella fase delle indagini di questa persona sono questioni che al massimo, diciamo, non è il caso, lo dico per ovviamente non credendoci, al massimo incidono su una utilizzabilità di quell'atto ai fini delle contestazioni, cioè più di questo non si può andare. Quindi dire io questo test assistito, 210, imputato di reato connesso, io non si deve sentire. Sulla base di quale normativa non si sa, diciamo, visto che nel nostro sistema, diciamo, questo divieto assoluto non trova nessun fondamento giuridico. Qualche test magari, quando deve essere sentito in luoghi particolari, ma quelle sono le procedure che riguardano alcune cariche istituzionali in particolare. Quindi, diciamo così, l'eccezione, ovvero la opposizione sul sentire un test fondamentale, peraltro, diciamo così, ampiamente, le cui dichiarazioni sono state ampiamente verificate in tutti i gradi di giudizio cautelare, francamente non ha nessun fondamento. Invece ci sono alcune nostre eccezioni, alcune sono, diciamo, radicali, altre, come dire, potranno essere oggetto di una semplificazione dibattimentale, ma poi vedremo a tempo debito. Allora, una opposizione c'è per quanto attiene l'ultima parte, e cioè
quel capitolo afferente al flusso dei dati telematici, cioè il capitolo afferente all'OIE, e cioè la richiesta di sentire dal membro nazionale del desk di Eurojust fino ai rappresentanti della gendarmeria, piuttosto che ufficiali di polizia giudiziaria che per fatti diversi da questo procedimento, cioè nel senso che fatti attenenti diciamo, non a quanto loro avrebbero acquisito o quali informazioni avrebbero ricevuto dall'autorità giudiziaria. Allora, questa vicenda, su cui poi eventualmente questo ufficio potrà offrire anche a migliore comprensione e diciamo in una dialettica cartolare che per queste questioni forse può essere più utile, è la nota vicenda, diciamo così, della natura dell'utilizzabilità dello Sky ECC. E però, diciamo, le questioni sollevate in tanti procedimenti ordinari, in tanti procedimenti ormai in decine di procedimenti di Cassazione, diciamo con un certo indirizzo ormai consolidato, ma sono vicende che afferiscono, ripeto, una documentazione che è entrata nel procedimento italiano, è entrato nel fascicolo del dibattimento, sarà oggetto di ampia valutazione. Le questioni afferenti il regime di utilizzazione, diciamo così, e la valenza probatoria è una questione che, come dire, è completamente altra rispetto a una richiesta sostanzialmente di sentire chi ha operato il brigadiere della polizia francese piuttosto che le traduttrici degli atti francesi e quant'altro. Cioè noi abbiamo messo a disposizione, e ovviamente ne faremo, che la traduzione ancora non ce l'abbiamo, ne faremo produzione documentale, perché ovviamente la traduzione che è stata fatta di tutti gli atti procedimentali trasmessi dalla Francia in Italia attraverso, come dire, una trasmissione spontanea non erano diciamo, transitati direttamente nell'OIE di cui è stata chiesta l'acquisizione. Ovviamente è un'attività, diciamo, ulteriore che spiega sostanzialmente cosa c'è dietro quella trasmissione di documenti da parte della Francia. Quindi è una produzione documentale che faremo ed è completa per la ricostruzione, perché il tema è: dobbiamo ricostruire che tipo di attività investigativa e processual penale è stata fatta in Francia per acquisire queste cose? A prescindere che, diciamo così, c'è un limite, perché sappiamo quali sono i principi propri della cooperazione e i principi propri all'interno del sistema europeo, ma questa è un'altra discussione. Da quella documentazione, come dire, vi è la prova documentale di quale tipo di attività sia stata, che tipo di attività sia stata fatta e diciamo così, sulla base ovviamente della normativa francese di riferimento. Quindi tutto questo è un tema assolutamente ultroneo rispetto ai fatti per cui è procedimento, ma soprattutto ultroneo rispetto alla questione che afferisce alla legittimità e regime di utilizzabilità di quella documentazione, se è documentazione, che documentazione è, e tutte questioni, diciamo, che abbiamo affrontato variamente in diverse sedie. Un test poi, diciamo,
nonostante la sua autorevolezza e devo dire anche affabilità, diciamo è abbastanza bizzarro nella indicazione della lista testi. Faccio riferimento al dottor Giovanni Bianconi, che è il giornalista curatore del podcast Un uomo chiamato Diabolic, tra l'altro podcast fatto molto bene, diciamo molto, molto gradevole nella sua fattura, ma diciamo la circostanza della divulgazione di notizie. Il Ministero può indicare gentilmente È l'89, okay. Numero 89. Prego. Al di là, diciamo così, della sua autorevolezza e il fatto che sia stato, come dire, l'autore di questo podcast, la circostanza, diciamo, sulla divulgazione di notizie aventi interesse investigativo in data 25/9/21, con particolare riferimento al calibro, francamente è una circostanza che del tutto inconferente, e qualora fosse conferente è sufficiente la produzione diciamo così, dei giornali, della rassegna stampa di quella o di altri giorni sul punto di specie. Non trovo francamente nessuna, diciamo, inerenza rispetto alla invocata, non è nemmeno è un autore, è l'autore di un podcast, diciamo, oltre a essere un noto giornalista del Corriere della Sera, ma non si fa riferimento nemmeno a un articolo del Corriere della Sera, un articolo in particolare, si fa riferimento a circostanze che, diciamo, oltre a essere inconferenti, possono essere provate altrimenti. Poi c'è questo lo vedremo, alcune rappresentanti delle forze di polizia sono chiamate a riferire su, diciamo, relazioni o accertamenti molto laterali. Poi chiederemo eventualmente se c'è un accordo anche alla produzione di atti di relazioni di servizio sul punto di specie. Una osservazione di carattere generale che sembra quasi non è la risposta alla eccezione della Rita Bussone, ma nella lista testi, soprattutto dal numero 58 in poi, troviamo un lunghissimo elenco di persone, diciamo, in gran parte molto ben conosciute da questo ufficio, cioè nel senso persone, faccio riferimento a Fabietti, Zogu Arben, Petri Bardi, Nicolin Screpi, Alessandro Capriotti, diciamo, facendo di DDA da qualche anno, sono tutte persone che ahimè noi conosco da diverso tempo. E allora mi chiedo, diciamo così, premesso che queste sono persone che non sono state sentite nel corso delle indagini, né mi risulta, perché non vi è stata nessuna produzione in tal senso che siano state effettuate delle indagini difensive da parte della difesa, perché non vi è stata nessuna produzione di indagini difensive nel fascicolo del pubblico ministero. Quindi, diciamo, oltre a essere persone gravate da precedenti specifici e soprattutto di una serie di attività anche criminose in collaborazione, chiamiamola così, in concorso o nell'ambito di fatti criminosi che riguardavano la vittima del presente procedimento, anche qui a questo punto è una richiesta un po' al buio e soprattutto di soggetti che forse, diciamo, questo sì, non possono essere sentiti come testimoni puri, visto che, diciamo, il tema principale è, come dire, eventuali attività illecite effettuate da questi invocati testi
con la persona offesa, con la vittima di questo, anche perché la potranno riferire, questo, diciamo, io poi leggo ovviamente fino al 73 quali sono le circostanze su cui questi dovrebbero essere sentite. Persone risultate dalle attività di indagine a conoscenza di elementi utili su circostanze o persone rilevanti ai fini della ricostruzione dei giorni antecedenti e successive all'evento delittuoso, già escusse al SIT nel corso dell'indagine, e questo, diciamo, quelle che sono state escusse a SIT in realtà saranno 2 o 3 forse, cioè la domestica piuttosto, no? Cioè, lì c'è un'attività investigativa e non solo, potranno riferire in ordine ad ogni circostanza di decisione a conoscenza con peculiare riguardo ai rapporti della vittima con soggetti di interesse investigativo. Allora, la genericità, diciamo, della dizione, allorquando non vi è, diciamo, per relazione, anche noi è chiaro che a volte siamo sintetici, diciamo, sui fatti di cui all'imputazione e su quanto riferito alle SIT rese il 4 febbraio 2021. Diciamo, capisco che come dire, ci può essere un eccesso di sintesi, ma comunque c'è una condivisione con la difesa del materiale probatorio e sappiamo tutti su che cosa dovrà eventualmente riferire. Quindi, diciamo, in ordine a questi soggetti c'è un problema di carattere generale che attiene, ma diciamo così, non è che chi di spada ferisce, cioè non è che io voglio rispondere, diciamo, un'eccezione sul regime, diciamo, con cui devono essere identiti, perché il problema non è il regime, quale sia il regime, può essere il 210 o quant'altro. Il problema non che è vietato sentire il Screpi o Fabietti o Bardi o Capriotti, può essere sentito chiunque in questo. Il problema è la rilevanza rispetto ai fatti per però cui il pubblico ministero dovrebbe, finisco. Sì, no, su questa questione dovrebbe cercare di essere più puntuale su quali sarebbero i testi. Te lo dico subito. Ecco, rispetto ai quali lei, oltre a un problema di modalità di assunzione, Allora, in particolare sono Fabietti, fa opposizione per genericità delle circostanze dotto. Che numeri sono? 58, 60, 62, 63, 65 e basta. Ma ripeto, previa una precisazione, e c'è una questione di carattere generale a cui ho fatto riferimento. Tra l'altro alcuni sono stati, si tratta di, ad esempio, Capriotti è noto, è indagato in questo procedimento, per cui è stata chiesta una... Bardi diciamo, è stato lungamente intercettato, ma questo è un altro paio di mani. Credo di non avevo altre cose. No, c'era questo, aspetta, questo. Per il momento sono le posizioni dei punti 58, 60, 62, 63 e 65. Sì, esatto. Ce ne sono altri? No, un attimo che avevamo... Prego. Se poi proseguire. Bianconi abbiamo detto, questi tre qui che abbiamo detto. Dall'altra parte abbiamo dato il consenso all'acquisizione di questi pareri per brevitate ai fini della credibilità di Enrico Pennato. Tre mi sembrano decisamente eccessivi, però voglio dire. Ma solo una precisazione, visto che ormai stiamo facendo
un lavoro più dettagliato. Per quanto riguarda 90, 91 e 92, 90, 91 e 92, allora qui c'è il poi c'è opposizione in ordine ai testi di cui appunti 90, 91 e 92. Allora, qui c'è il problema del limite del 220,2, cioè è sempre quello la questione sempre molto complessa da affrontare, perché qui si chiede una valutazione psicodiagnostica, ma diciamo rilevante ai fini della credibilità. Questo è un tema sempre molto complicato. Allora io voglio dire che lo stesso tema è stato, diciamo, sollevato anche a Frosinone e la soluzione a cui noi non ci opponiamo, diciamo, nemmeno qui è stato comunque un consenso alla produzione di una documentazione psicodiagnostica da parte del medico. Poi le questioni se e quanto possa inferire sulla credibilità, quello è un altro un paio di maniche, ma insomma era una soluzione, diciamo, come dire, accettata, diciamo, condivisa a Frosinone, e quindi, diciamo, viene riproposta anche in questo. Quindi su questi propone sostanzialmente la difesa di produrre sull'accordo delle parti le relative relazioni, ho capito bene? Esatto, con rinuncia ai testi, insomma, voglio dire che è su... E credo di aver finito, non so poi aggiungere Ok, quindi queste sono le questioni. Le parti civili? Prego. Sì, signor Giudice, sarò Quindi breve. solo scusi, avvocato, perché... vediamo che cosa abbiamo verbalizzato, così siamo sicuri che abbiamo... Dottor Palazzi replica le osservazioni della difesa, evidenziando che la cadenza con cui gli atti sono stati prodotti alla stessa è avvenuta man mano che la procura ne è venuta in possesso. Insiste per l'audizione del resto Bussonerina, ovviamente... Quindi questo, mi scusi, la prima questione, no, in relazione alla lista integrativa, aggiunga, perché sennò non si comprende. E poi il tema fondamentale si è opposto per inconferenza, per insomma, manifesta irrilevanza dell'oggetto della deposizione. Sempre per la lista integrativa, quindi in merito alla lista integrativa si è opposto per queste ragioni. Ok, fallo scritto. Insiste per l'audizione del resto Bussonerina, ovviamente nei termini e modi previsti dalla normativa vigente. Si oppone all'ammissione e quindi all'esclusione dei resti di lei alla difesa dell'imputato sotto il capitolo flusso dei dati telematici OEI, in quanto la procura stessa produrrà documentazione inerente alla ricostruzione dell'attività svolta sulla base della normativa vigente. Sì, ma sempre per il tema della manifesta irrilevanza dell'oggetto della relativa deposizione e anticipando la produzione. Vabbè, questo poi lo sistemiamo. Sì, ma aspetti, no, perché sennò gliel'ho detto io e così siamo sicuri che andiamo, perché tanto è tutto trascritto nel verbale ovviamente della trascrizione, quindi. Vabbè, sempre l'irrilevanza. Sì, il tema si oppone per i manifesti di irrilevanza. Sulle modalità di rilevanza dell'oggetto della deposizione, chiaramente è quello della ricostruzione delle modalità investigative seguite dall'autorità. E anticipa che produrrà tutta la documentazione che trasmessa dall'autorità francese. Con la traduzione italiana. Sì. Con la relativa trascrizione. Poi si oppone Bianconi Giovanni, sempre per manifesta in conferenza. E all'emissione di alcuni dei testi dal numero dei testi ai numeri 58, 60, 62, 63, 65, in quanto implicati in fatti di imputazione relativi ad altri illeciti, nonché eventualmente a conoscenza soltanto di fatti. No, in realtà si oppone per genericità delle circostanze oggetto della deposizione.
impregiudicata la modalità di assunzione, sì, impregiudicata la modalità di assunzione delle relative dichiarazioni. Poi in merito ai testi di cui punti 90, 91 e 92, no, in realtà sollecita la difesa, quindi manifesta il proprio consenso all'acquisizione delle relative relazioni, sollecitando in tal senso la difesa alla produzione con rinuncia ai testi. Mi pare che più o meno poi abbiamo verbalizzato. E vediamo invece le parti civili. Prego. Signor Giudice, allora partirei ovviamente anche io dalla ultima deposito della lista testi da parte della collega, alla quale ovviamente noi parti civili ci opponiamo, sostanzialmente per le stesse ragioni già esplicate dal pubblico ministero. Quindi si associa innanzitutto alle osservazioni del pubblico ministero. Anche sì, una specifica. Sì, no, lo faccio per il verbale, okay. Mi scusi se qualche volta intervengo solo per semplificare la trascrizione. Quindi innanzitutto si associa alle argomentazioni del pubblico ministero in merito all'opposizione alla ammissione della lista integrativa della difesa. Prego, Avvocato. Sì, considerando appunto che dalla documentazione che poi è stata acquisita, questa indagine, questo filone di indagine ha portato comunque ad una richiesta d'archiviazione, nel senso che la collega prima diceva nella sollecitare la richiesta di ammissione di questi mezzi istruttori perché il bossolo della pistola e quindi i proiettili della pistola del poliziotto a cui l'avrebbero sottratta, che è avvenuto il 4 agosto, quindi antecedente 3 giorni prima, la collega sosteneva che si trattasse della stessa partita, cioè la 33-16. In realtà dall'attività investigativa appunto svolte, per cui secondo noi su questi fatti possono rispondere tranquillamente le forze di polizia che hanno svolto l'attività investigativa e che hanno portato a determinati risultati, emerge con chiarezza che dal 2016 fino al 2019 questo poliziotto non ha mai avuto la disponibilità di bossoli facenti parte della partita 33-16. In quanto... Presidente, mi perdoni, però allora stiamo Aspetti un entrando nel attimo, merito avvocato, e tra l'altro non è corretto. Avvocato, mi scusi però. Allora, vabbè, ho capito, però prima ha fatto riferimento al 33-16, io ti sto dicendo comunque non è così. Presidente, mi perdoni. Però no, sì. C'è un'opposizione in ordine al contenuto che sta consegnando alla Corte, intanto perché sta rivelando il contenuto di quello che dovrebbe essere l'oggetto della deposizione laddove verrà ammessa la lista dei testi, e peraltro è pure scorretto. Quindi allora il tema è l'inconferenza, la ritiene inconferente anche lei come il pubblico ministero, sostanzialmente questo? Sì, assolutamente. Perché priva di risultanza investigativa utile per la ricostruzione dei fatti per cui è processo. Poi le circostanze sono e rimangono ignote alla Corte. Ok. Per quanto riguarda poi, quindi, da questo punto di vista... Quindi si oppone per inconferenza dell'oggetto della deposizione in merito alla ricostruzione dei fatti per cui è processo. Per quanto riguarda la questione e l'eccezione relativa a Rita Bussone, sulla quale già si è espresso il pubblico ministero e che ha specificato che non c'è limite, io non ho capito, probabilmente non ho competenze per capire, io non ho capito qual è il reato che doveva essere contestato alla Bussone nel momento in cui è stata ascoltata e dalla quale ne sarebbero derivate le eccezioni proposte dalla collega che parlerebbero poi di una connessione da cui ne deriverebbe tutte queste garanzie che dovevano essere garantite, dovevano essere assicurate alla Bussone. Soprattutto in considerazione perché, secondo quello che già è stato poi depositato
con il Tribunale, successivamente al Tribunale di riesame. Poi ho saputo oggi che la Cassazione ha nuovamente respinto quindi il relativo ricorso, però sta di fatto che ci sono delle sentenze da parte in cui lei era già stata condannata per entrambe le pistole di cui la signora si è autoaccusata. Quindi da questo punto di vista noi riteniamo che al di là di tutto debba essere ascoltata e che le eccezioni proposte dalla difesa non hanno fondamento. Poi aderiamo anche alla relativa richiesta del pubblico ministero. Quindi chiede il rigetto dell'opposizione formulato dalla difesa in merito all'ammissione di Bussone Rina. Prego. Sì, ci associamo sempre alla richiesta del pubblico ministero in ordine alla eccezione dei testi relativi al flusso dei dati telematici, soprattutto appunto perché parliamo di una ammissione, cioè di essere confluiti questa documentazione nella forma documentale, cioè mi spiego. A questo proposito la stessa Corte di Cassazione, con una recente sentenza del 2023, ha evidenziato che in questo contesto quello che viene ad essere chiesto dal giudice italiano non è la intercettazione, la procedura di intercettazione, ma l'esito di quello che è stato svolto, e cioè l'esito dell'attività di acquisizione di queste scagliecce e di queste intercettazioni. Cioè, in virtù, la Cassazione dice espressamente, il giudice italiano non può conoscere della regolarità degli atti di esecuzione e di sequestro compiuti, giacché l'attività investigativa è eseguita secondo la legislazione dello Stato straniero, e a maggior ragione vale l'originaria attività investigativa non sia compiuta su richiesta dell'autorità giudiziaria italiana, cioè le modalità, andare a chiedere queste modalità con cui è svolta non dovrebbe rientrare, perché non è quello che è stato chiesto dall'autorità giudiziaria italiana, ma quello che è stato chiesto è l'acquisizione del risultato, che oltretutto avviene attraverso un logaritmo e quindi che dà una garanzia su determinate modalità. Quindi già su questo aspetto la Cassazione si è espressa, e quindi noi riteniamo che anche sotto questo il numero e l'elenco dei testimoni per il flusso dei dati non debba essere ammessa. Quindi su questo punto le parti civili si oppongono all'ammissione dei testi relativi alla ricostruzione del flusso telematico dei dati, 103 e seguenti, 108 e seguenti, poiché la ricostruzione sulle modalità di acquisizione della prova seguite dall'autorità straniera nell'ambito di proprio procedimento è precluso all'autorità italiana. Per il resto mi associo alle ulteriori richieste del pubblico ministero. Allora, mi sembra che sulle varie questioni ciascuna delle parti che ne aveva diritto ha fatto le proprie eccezioni e sono state fatte relative opposizioni. Io vorrei... Quindi altre ulteriori osservazioni non sarebbero ammissibili? No, vorrei solo precisare rispetto alle osservazioni e quindi alle richieste di esclusione dei testi che nella lista testi, dell'ufficio di procura viene indicato al numero 54 Purpo Raffaele. Viene chiesto, essendo deceduto nel frattempo, che venga in luogo della sua escussione acquisito il verbale di sommarie informazioni. Purpo Raffaele è esattamente nella stessa, identica, medesima situazione e condizione dei testi Fabietti, Micarelli, Zogu, Bardi, Srepi, eccetera. È un soggetto che ha avuto, denominato Ermafia, che ha avuto tantissimi procedimenti penali, ben noto nell'ambiente criminale, e nonostante questo l'ufficio di procura chiede che vengano acquisite quelle sommarie informazioni. Peraltro noi abbiamo indicato tutti questi testimoni
come già escussi a sommarie informazioni, tutti sono stati sostanzialmente escussi a sommarie informazioni, e da specifica da ultimo arrivata da parte proprio dell'ufficio di procura soltanto i verbali di Petrit Bardi sembrerebbe non essere stati rinvenuti, di talché sarebbe l'unico che non avrebbe avuto. Per Capriotti? No, sì, è stato sentito. No, allora, abbiamo tutti i verbali di sommarie informazioni testimoniali e li abbiamo anche citati. Però non per Capriotti, mi rifaccio alla lista integrativa. Allora, Capriotti no, perché era in effetti... Alla lista, scusi, non integrativa, alla lista Capriotti originaria. è stato sentito diverse volte a sommarie informazioni. Non avevamo, quando noi abbiamo redatto la lista testi, Presidente, non avevamo ancora tutti gli atti. Cioè, torniamo sempre allo Avvocato, stesso... mi scusi, adesso solo ad oggi, no? Sulla base degli atti ostesi ad oggi, come Sì. stiamo dando, proprio in ragione anche di questa ostensione differita, diciamo, l'opportunità alla parte di poter precisare eventuali circostanze. Quindi, siccome l'opposizione viene formalizzata per genericità, diciamo così, dato che non c'è un richiamo puntuale al verbale, all'equisit si parlerebbe, noi osserviamo che nella lista del 65, cioè per Capriotti, non è indicato un verbale di sit in data specifica, indicata, no? Una data specifica indicata. Quindi, a differenza degli altri, no? Perché c'è indicata per Screpi, per Bardi, no, per Bardi no, era un altro per cui non è indicato, quindi è indicato, e neanche per Fabietti in verità, per alcuni è indicato, per alcuni non è indicato, per altri è indicato in modo più generico. Ora lei è sollecitato in tal senso dall'opposizione alla difesa, è in condizione di poter, diciamo così, precisare questo dato, no? Sì, non è stato, ripeto, indicato all'epoca perché non Però lo può indicare eravamo ora. non sapevamo di doverla. Beh, diciamo possiamo perché... farlo. No, non sapevamo che avrebbero posto questo tipo Sì, di... no, però in generale... Sapendo che esistono i verbali di sommarie informazioni, ce l'hanno dati loro. Avvocato, il senso è, siccome la Corte deve essere in grado di capire se le circostanze indicate come oggetto della deposizione sono, diciamo così, indicate genericamente o non genericamente, fine l'ammissibilità è un dato rilevante per la Corte, adesso al di là dell'opposizione fatta. E io osservo che l'ufficio di procura ha messo a disposizione della difesa tutti i verbali di sommarie informazioni testimoniali raccolti nella fase delle indagini per tutti i soggetti indicati nella lista, ad eccezione di Bardi Petrit. Però siccome il piano asserisce il contrario, cosa dà la Corte come elemento di diversa confutazione? Non l'abbiamo portati tutti. No, Zogu non c'è, non è stato mai sentito. Siccome ho risposto io a quelle... Zogu non è stato mai sentito. Poi Allora, vabbè, io sono il primo a essere felice di vedere Zogu. Ma a me non interessa, ma probabilmente saranno anche testi ai quali noi rinunceremo. Cioè, già avevo anticipato questo, che scusate, ce ne saranno... abbiamo un testimoniale. Sì, Presidente, vorrei richiamare sul fatto che abbiamo un imputato detenuto per un grave reato con dei termini di scadenza di misura cautelare. Quindi, fermo restando le valutazioni che eventualmente anche sulle sollecitazioni delle parti potranno essere fatte circa la complessità dell'accertamento, voglio dire, se non si comincia e non si vede quanti sono le persone da escludere, dobbiamo anche cercare di avere un po' di visione, no? Su quali saranno i tempi di durata del dibattimento. Quindi non è irrilevante che in questa fase, pur con tutti i limiti della giurisprudenza sulla ammissione della prova e sui poteri del giudice in questa sede, in questa fase possa e debbano essere sollecitate le parti a fare le precisazioni opportune. Quindi, noi avevamo indicato, però già escussi a SIT nel corso dell'indagine per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli potranno riferire in ordine ad ogni circostanza di cui siano a conoscenza con peculiare riguardo ai rapporti questo è. Però siccome non c'è l'indicazione di una data delle SIT, in genere questo perché consente... non l'avevamo, se lei ce l'ho capito, ad oggi è in grado di precisarmele queste date. Sono in grado, ma non seduta stante. Mica questo. Le diamo se è in grado, diciamo, di ricostruirlo, si tratta di 4 o 5 posizioni, tanto siamo in udienza, oggi possiamo tranquillamente aspettarle. Se a voi non basta che io vi dica che sono già state escusse tutte a SIT, vi dirò ma per ogni persona la data. Allora, scusate, forse evidentemente non vengo capita, non sono chiara io, sicuramente questa è la ragione. Siccome c'è opposizione sulle eventuali escussioni di alcuni, non è quindi stato sentito. se non
non li trovo indicati qui, devo desumere che non siano stati mai sentiti. Perché c'è un'opposizione alla controparte. Se la controparte non fosse, voglio dire, resistiva su questo, nel senso che non mi dicesse non sono stati mai sentiti, la sua indicazione mi basterebbe. Allora, quindi per fare chiarezza, quindi quelli che non sono stati sentiti mai sarebbero Zogu, giusto? Ho capito bene? Però forse all'inizio No, noi Zogu sappiamo Fabietti? che è stato escusso, Presidente, perché lo abbiamo trovato scritto nero su bianco in una informativa, a meno che non sia falso il contenuto in quella informativa. Lo troviamo scritto. Chi? Che Zogu Arben sia stato escluso a sommarie informazioni è un dato che ricaviamo da un'informativa della squadra mobile, quindi o la squadra mobile ha scritto un falso oppure Zogu Arben è stato escusso e è uno degli ultimi verbali mancanti non mai ostesi alla difesa. L'unico Bardi, Petrit, ci scrivono i pubblici ministeri che da ricerche che avrebbero svolto non risulterebbe essere mai stato sentito. Bardi, Petrit nel corso delle intercettazioni dichiara di essere stato sentito 3 volte e di aver anche effettuato un riconoscimento, quindi magari è interessante sentirlo Bardi Petrit, visto che tra l'altro Bardi Petrit è stato intercettato ampiamente ed ha reso nel corso delle intercettazioni delle dichiarazioni anche sulla responsabilità certa di alcuni soggetti. Per cui io, facendo anche tesoro di quanto il pubblico ministero poco fa ha affermato, non si può impedire a un testimone di varcare l'aula dell'udienza. Tutte le informazioni utili per la ricostruzione del fatto in ordine all'arma del delitto, al movente del delitto, alle circostanze in cui è maturato il delitto e prima e durante e dopo i giorni che hanno coinvolto quell'evento, io ritengo che siano indispensabili per una corretta ricostruzione del fatto, e limitarli vuol dire dare alla Corte, che dovrà poi decidere, un bagaglio di informazioni e di conoscenza limitato, che potrebbe essere non soltanto limitato e quindi far pervenire a una decisione scorretta, ma pregiudizievole per l'imputato, che ha diritto, proprio in considerazione della gravità del titolo del reato per il quale è imputato, appunto, ha diritto ad avere la massima pienezza di dibattimento che si può offrire sulla base delle attività investigative compiute, perché noi non abbiamo introdotto, come dicevano, indagini difensive autonome. Tutto quello che noi abbiamo messo in lista testi è frutto dell'elaborazione delle attività di indagine svolta dall'ufficio di procura. Va bene, diamo atto che la quindi è difesa conferente per insiste. forza. No, solo una precisazione, perché se no poi concludiamo. finiamo. Cioè, io sarei felice di sentirli tutti, Bardi, però c'è un però, nel senso che io non sono messo in condizioni, se non ho un atto di riferimento, cioè se Bardi non è stato mai sentito, se Bardi è stato intercettato, allora è un problema. Io ho fatto un'eccezione di genericità, che poi possono essere, come dire, precisate, una genericità delle indicazioni della difesa, e ho fatto un warning, nel senso che queste sono persone che non è che non possono varcare, possono varcare, normalmente lo varcheranno, qualcuno, molti, diciamo anche con la penitenziaria, e forse saranno un 210 probabilmente, quindi quello era un warning. Però la mia era una lamentazione sulla genericità, e su questo ribadisco, dopodiché sentiamo tutti. Questo a posto. Ci sono altre questioni? Non so se la cancelliera ha dato atto che l'altro difensore aveva detto che non aveva osservazioni ulteriori in relazione si associava alle richieste, no, del collega, e non aveva ulteriori questioni da istanze istruttorie da formalizzare. Al termine noi le specifichiamo per ogni persona il giorno dell'esito. Va bene, avvocato, guardi, allo Stato cerchiamo di concludere così. L'investigativa non c'è più, è questa qua, no? Troviamo la lista integrativa. No, è questa. Ok. Va bene, allora la Corte si ritira.
perché c'è un concorrente che può essere un esecutore materiale o un mandante. Dopodiché, quando il periodo dell'attività di indagine è conclusa, si tirano le fila di quello che è stato possibile fare nel corso del tempo a disposizione e, come abbiamo secondo me doverosamente fatto, siccome si inizia un dibattimento e quei procedimenti sono stati chiusi, gli atti sono stati depositati e quindi, come giustamente diceva l'avvocato Gaiazza, è cosa che accade normalmente, per un certo periodo, nel corso delle indagini contro persone diverse dall'imputato oggi Calderon, per un certo periodo quegli atti non potevano essere condivisi con la difesa, perché è un principio pacifico, prevale l'esigenza di carattere e di segretezza delle indagini, perché quel deposito avrebbe potuto pregiudicare le ulteriori indagini. Dirò di più, è stato fatto anche quando abbiamo fatto l'avviso di deposito, perché quando abbiamo fatto l'avviso di deposito abbiamo segretato alcuni di quegli atti che la difesa non vedrà, perché la legge che lo permette, la legge lo prevede automaticamente quando gli atti sono coperti da segreto, perché le indagini in corso sono coperte da segreto. Quando le indagini finiscono e sono finite con la richiesta di archiviazione, in quel momento, non essendoci più un'esigenza automatica di copertura delle indagini, è stato dato avviso alle parti, tranne di alcuni atti, è indicato con decreto motivato, che ovviamente la difesa non vede, perché la legge 329,4 prevede esplicitamente che il pubblico ministero possa segretare parte degli atti quando l'ostensione pregiudica le indagini che riguardano terze persone. Quindi è evidente il percorso che è stato seguito. Fino a quando erano in corso le indagini, la Procura non poteva dare atti alla difesa. Presidente, scusi, io sono un po' raffreddato. No, vabbè, non si preoccupi. Mi viene l'affanno, non riesco. Quando queste indagini sono state concluse, gli atti sono stati depositati. Ora, è evidente che in un procedimento, lo diceva l'avvocato Meraghi, sono 100.000 pagine. Può essere che alcuni atti la difesa non li abbia rintracciati. Noi ne abbiamo trovati alcuni che la difesa diceva che non si trovano. È possibile che nella quantità enorme di attività di intercettazione che sono state fatte nell'immediatezza dell'omicidio manchi il deposito di qualche RIT. È una cosa possibile. Abbiamo chiesto, anzi è sicuramente così, premessa, sono del tutto irrilevanti, almeno dal nostro punto di vista, rispetto all'oggetto di questo giudizio, e comunque ne abbiamo fatto richiesta alla PG, appena li ritroveremo, sono tantissimi, riguardano decine di soggetti, non c'era una necessità di tenerli coperti da segreto e li abbiamo depositati. Dispiace che siano tanti atti ed è evidente che ci può essere qualche problema di consultazione, la collega poi indicherà quali sono questi atti che ancora non si trovano, sono veramente pochi. Quindi il percorso che è stato seguito a me pare non incida in nessun modo non abbia inciso in nessun modo sul diritto della difesa, ma stia proprio dentro a quello che a me sembra lo stesso avvocato Gaiazza abbia definito fisiologico andamento dei procedimenti, ma sicuramente mi sbaglio, perché è ovvio, però ho sentito dire che è fisiologico. Ora, l'ipotesi che si dovesse attendere, no? Che si dovesse attendere e quindi concludere tutte le indagini nel procedimento separato e non esercitare l'azione per poi aspettare di depositare alla difesa, è presumibile che questo ragionamento impedisca per esempio lo svolgimento di attività integrative di indagine, cioè se non si può, no, esercitare l'azione se non al momento in cui è conclusa tutta l'attività correlata, allora significa che è vietato, dovrebbe essere per converso vietato svolgere attività integrative di indagine. Su un aspetto
secondo me la difesa ha ragione. Se non mi depositi tutti gli atti, non sulla nullità della richiesta di rinvio a giudizio, se non mi depositi tutti gli atti, se arrivano ulteriori atti, ed è il caso proprio dell'attività integrativa, io potevo valutare la scelta di un rito alternativo, diverso. Ma mi pare che nel caso di specie non ci sia questa possibilità, perché per il tipo di delitto in contestazione la difesa non poteva scegliere un rito diverso da quello che stiamo celebrando oggi. Quindi a me sembra che l'unica motivazione fondata, e cioè che sta nel fatto se tu mi dai ulteriori atti, io devo poter essere messo in condizione di rivalutare la mia scelta del rito, ma in questo caso il rito non poteva essere che questo, quindi non vedo sotto quale profilo si è realizzato un vulnus del diritto di difesa. Peraltro, e questo in una qualche misura è un argomento che anticipo sulla richiesta di retrodatazione, perché qui è davvero singolare, perché si dice il procedimento originario, siccome nasce nel mese di agosto del 2019, il 99-40 per intenderci, trascorsi 2 anni, ai sensi del 407 bis, viene citato il 407 bis, era perento, cioè il pubblico ministero doveva chiedere l'archiviazione entro 3 mesi e non l'ha fatto, e quindi quindi non ho capito bene che cosa succederebbe, perché il pubblico ministero non ha chiesto l'archiviazione entro questo termine fissato al 407 bis, e questo non so bene quale conseguenza dovrebbe produrre. Allora, primo, il 407 bis è una norma introdotta dalla cosiddetta legge Cartabia, accompagnata da una norma transitoria, che è l'articolo 88 bis del decreto legislativo 150 del 22, che direbbe che non si applica la disciplina del 407 bis. Mi dispiace per i giudici popolari, che mi rendo conto che sanno che queste questioni sono molto tecniche, sono stati avvertiti. Mi dispiace. Dice questa norma che non si applica il 335 quater e il 407 bis, che peraltro dice pure una cosa diversa rispetto ai reati di criminalità organizzata, perché il termine è 9 mesi e non prevede sanzioni. Quindi è una norma inconferente e che non si applica per effetto di una previsione specifica di una norma transitoria. Non si applicano ai procedimenti pendenti alle date in vigore del presente decreto. Quindi sia il richiamo al 407 bis che il richiamo al 335 quater, sul quale poi vogliamo anche dire qualcosa, perché non va neanche bene che si dica, secondo me, che la Procura ha mal gestito l'iscrizione della notizia di reato. Però formalmente queste sono norme che non si applicano nel caso di specie. E allora, dicevo, il richiamo al 407 bis, al fatto che non avremmo tempestivamente richiesto archiviazione, non solo è inconferente, ma peraltro, terminate le indagini, pur non essendo applicabile esattamente nei tempi stabiliti da quella norma, anche se non è applicabile, perché sono 9 mesi alla scadenza dei 2 anni, non 3, sono 9 per i reati di cui al 407,2, quindi siamo a 1 mese dopo il tempo di scrivere la richiesta di archiviazione. Immediatamente, contestualmente alla richiesta di archiviazione, è stato dato avviso alle parti, per consentire alle parti, dopodiché, se la difesa ha bisogno di 1 mese, perché questa è una richiesta che noi ci aspettavamo assolutamente legittima, se penso fosse stato chiesto 1 mese di tempo, 1 mese e mezzo, 45 giorni, per esaminare un volume rilevante di atti, noi non ci saremmo mai opposti, lo riteniamo assolutamente giusto, è importante che la difesa possa verificare se all'interno di quelle attività svolte nella fase iniziale c'è qualcosa che può essere utile per la posizione del loro assistito, per carità, ma che questo possa avere una conseguenza sulla validità degli atti compiuti, addirittura sull'avviso di conclusione indagini,
addirittura sulla richiesta di rinvio a giudizio, a mio parere, è un'argomentazione assolutamente infondata. Dopodiché rientro molto brevemente sulla questione della retrodatazione, poi lascio la parola alla collega. Ora, quando viene commesso un delitto contro ignoti, è molto frequente che la polizia giudiziaria abbia un sospettato o più sospettati. Faccio un esempio banale. Viene commessa una rapina e alla persona offesa viene mostrata una fotografia, o 2 fotografie, o un album fotografico. Che facciamo? Iscriviamo tutti quelli che sono contenuti nell'album fotografico perché sono tutti sospettati. Guardate, il richiamo continuo a questa espressione, a questa locuzione, sospetto, non ha niente a che vedere con la sussistenza di elementi di fatto idonei a ritenere una persona raggiunta da elementi tali da poter iscrivere il registro di notizie di reato. Il sospetto, questo lo insegnano a noi molti difensori capaci, il sospetto non ha nessun valore dal punto di vista processuale, tant'è che è la polizia giudiziaria che nomina un ausiliario di PG e mostra al sospettato delle immagini, all'ausiliario immagini del sospettato. È esattamente come una qualunque altra attività di sospetto che conduce, per esempio, a mostrare un album fotografico di persone che non sono raggiunte da elementi indiziari, ma sono per l'appunto sospettate. E non mi pare che a qualcuno possa venire in mente di iscrivere le persone che vengono effigiate in un album fotografico che viene mostrato a una persona offesa. Dopodiché in quella fase le indagini non è che riguardavano solo Calderone, basta guardare, questo ovviamente la Corte non lo può sapere, ma la difesa lo sa benissimo, la quantità enorme di attività di intercettazione che sono state compiute, anche in altri procedimenti. Perché come indicato nell'imputazione e come si resume al fatto che è stato trattato questo procedimento insieme ad altri fatti di sangue, è evidente che si inseriva in un contesto in cui le attività svolte nella fase iniziale erano tantissime, per cui non è affatto vero, oltre a questo elemento indicato, non ce ne sono altri che in quella fase consentivano di individuare l'attuale imputato come indiziato e quindi come raggiunto elementi sufficienti per iscriverlo nel registro degli indagati. Ma questo, ripeto, lo dico soltanto per amore di verità e lo diciamo anche perché, come ben sa la Corte, prima dell'attuale riforma la giurisprudenza costantemente ha sostenuto che l'iscrizione è una scelta non sindacabile del pubblico ministero e che tuttavia, se è sbagliata, può determinare anche una responsabilità deontologica, addirittura disciplinare. Ecco perché me ne occupo, nonostante dal punto di vista processuale non vi sia alcuna possibilità di ritenere una retrodatazione o addirittura una inutilizzabilità di alcuni atti. Un'altra cosa molto rapida, e poi ripeto lascio la parola alla collega, riguarda queste riprese che sarebbero state effettuate in un luogo di privata dimora, quelle per intenderci che riguardano l'impianto sportivo dove vi sono le immagini di Calderone che si allena, poi utilizzate per le comparazioni con i video dell'omicidio. Ora, anche qui io colgo una certa contraddizione, mi perdonerà l'avvocato Cagliazza, perché giustamente quando ho letto questa questione nella memoria dico la giurisprudenza pacificamente, ne cito solo una, la sentenza 43609 del 2021, che è l'ultima che ho trovato in ordine di tempo, pacificamente dice che quando le riprese non sono finalizzate ad accertare comunicazioni di tipo verbale, di tipo non verbale, quindi comunicazioni che si desumono dalle immagini, non si applica la disciplina delle intercettazioni. E l'ha citata questa
giurisprudenza all'avvocato Grazia. Fermo restando, e poi dice che ci voleva l'autorizzazione del giudice. Allora, se non si applica, siccome è la disciplina delle intercettazioni che prevede l'obbligo di richiesta del giudice, non altro. Non so quale altro istituto giuridico doveva determinare la richiesta del giudice. E peraltro, il fatto che quello sia un luogo di privata dimora non esclude affatto che si tratti di un luogo aperto al pubblico. Guardi, faccio un esempio. L'auto è un luogo di privata dimora. Dentro l'auto è un luogo di privata dimora. Ma io, poliziotto, diciamo, posso fare una foto all'auto, posso seguirla, posso vedere chi c'è dentro, anche se quello è un luogo di privata dimora. Se fosse vero questo ragionamento, per fare un pedinamento e scrivere chi c'è dentro quella macchina ci vorrebbe l'autorizzazione del giudice, perché la macchina è luogo di privata dimora. Non vedo tutta questa differenza. Lei non può mettere la macchina fotografica nella macchina. No, non sta dentro la macchina fotografica sta fuori, Scusate, non sta però, nel cercate luogo di fare capire a noi perché sennò... La telecamera è posta all'esterno e riprende un luogo aperto al pubblico che può cadere tranquillamente sotto la diretta percezione degli operanti. Tant'è che questa giurisprudenza che ho citato e che cita ampiamente anche, che è desumibile anche alle argomentazioni della difesa, equipara le immagini fissate, riprese con la telecamera con un possibile appostamento della polizia che guarda quello che succede, con la differenza che la telecamera lo documenta. Presidente, se guardate la sentenza, l'ultima, quella che ho citato del 2021, la 43609, sa cosa riguardava? La telecamera è stata messa all'interno di un terreno privato per monitorare eventuali scarichi abusivi. Quindi stava dentro una proprietà privata, ma non era finalizzata all'intercettazione di comunicazioni, ma a documentare un comportamento, un evento, un fatto materiale, come può essere quello della individuazione fisica di un soggetto per individuarne le caratteristiche, che non ha niente a che vedere con l'attività di intercettazione. Passo poi brevemente e concludo alla presunta nullità del decreto di convalida della telecamera. Qui veramente due battute. Ora, diciamo che è nullo, ipotizziamo che quel provvedimento di convalida sia privo di motivazione, è nullo. È agli atti non tanto la telecamera, ma cosa? Perché il sequestro della telecamera è completamente inutile. Quello che serve sono le immagini che vengono estratte in copia, quindi non è che io, se oggi dichiariamo nullo quel sequestro perché non correttamente motivato, di conseguenza sarebbero nulle le immagini che abbiamo estrapolato. Indagini ne facciamo un po', raramente si sequestra la telecamera, come dire, si estrapolano le immagini, se ne fa copia. Non è indispensabile farlo, probabilmente è stato fatto per un'esigenza di particolare precisione, di individuazione delle caratteristiche delle immagini, ma dal punto di vista del risultato probatorio, quello, a parte il fatto che era contro ignoti quel provvedimento, che non aveva nessun tipo di conseguenza dal punto di vista processuale rispetto ai diritti della difesa, ma in ogni caso, ripeto, è del tutto ininfluente rispetto al risultato che è quello dell'estrazione di copia delle immagini. Lascio la parola alla collega che farà alcune precisazioni in ordine agli atti ancora mancanti da sottoporre alla difesa e concludo. Sì, prima di passare alle questioni relative agli atti mancanti, riallacciandomi all'ultima cosa che ha fatto rilevare adesso il collega in relazione alla iscrizione di Calderon e alla retrodatazione, l'elemento forte, fermo restando che ovviamente abbiamo detto si tratta di un'istanza inammissibile, ma per entrare un attimino nel merito di quelli che sono gli argomenti utilizzati per richiedere
la retrodatazione, l'elemento forte è il fatto di aver rinvenuto in atti questa valutazione compiuta dal professor Lingua, che poi successivamente venne incaricato dall'ufficio di procura come consulente tecnico e che all'epoca aveva ricevuto la nomina come ausiliario di polizia giudiziaria, ma per fare che cosa? Voi potete vederla perché è allegata all'istanza della difesa. Non si tratta di una consulenza, o chiamiamola come volete, che è entrata nel merito, si tratta di una richiesta nei confronti di un sospettato, come ha detto il collega, siamo a meno di 2 mesi dalla commissione dell'omicidio, di valutare una fattibilità di comparazione tra il video dell'omicidio che era disponibile e quei filmati, vedrete da voi, 2 ripresi dal carcere, dalla sala colloqui, che invito chiunque a capire quale sia il soggetto sospettato, in questo caso Calderon. Quindi è semplicemente una verifica di fattibilità, non è una valutazione di comparazione richiesta, perché per fare questo ci sarebbe voluto certamente il conferimento di un incarico in qualità di consulente. E vi è più proprio per la conclusione alla quale giunge l'ausiliario giudiziario nominato dalla squadra mobile, dice: con gli elementi meramente qualitativi e non avendo a disposizione misurazioni e materiale idoneo, a prima vista, banalizzo, ma per lasciar comprendere, non mi sembrerebbero molto somiglianti. E quindi, tanto più tenendo conto della conclusione a cui giunge l'ausiliario di polizia giudiziaria, non vedo per quale motivo la Procura avrebbe dovuto procedere ad un'iscrizione nei confronti di Calderon. E questo poi non aggiungo le cose che sono già state dette, non ripeto anzi le cose che sono già state dette dal collega. In merito alle iscrizioni vorrei fare un po' di chiarezza, perché l'intervento dell'avvocato Moiraghi il primo intervento che riguarda che culmina poi nella richiesta di dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di rimando addirittura alla fase dell'avviso 415 bis, è vero, è già da quella fase che c'è questo continuo scambio e queste continue richieste con risposte da parte della Procura di ostensione degli atti che la difesa riteneva indispensabili per approntare al meglio la tutela della posizione Calderon. I procedimenti, perché sembra che ci sia stato un susseguirsi vorticoso di procedimenti senza capo né coda, allora, il procedimento che viene aperto nel momento del compimento dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli il 7 agosto del 2019 è un procedimento a carico di ignoti, mi perdonerete se in questo momento non ricordo il numero, ma è /19, quindi non si presta ad equivoci di sorta. Le prime iscrizioni nell'ambito di quel procedimento vengono fatte a marzo 2020. L'iscrizione a carico di noti viene fatta non solo per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, e in quella occasione Calderon non venne iscritto per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli. Quel procedimento recava al suo interno altri elementi emersi nel corso delle indagini, perché devo entrare un attimino nel merito, ma per comprendere, dopo il 7 agosto 2019, il 16 novembre del 2019 c'è un attentato alla vita di Leandro Bennato. Nasce come procedimento autonomo iscritto a carico di ignoti, ha un numero quindi autonomo anche questo procedimento /19 e viene successivamente riunito al 9940 perché dall'acquisizione degli elementi emersi nel corso delle indagini si è rilevata la sussistenza di rapporti di connessione-collegamento. Quindi le prime iscrizioni fatte a marzo 2020 riguardano a noti non solo l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, ma riguardano anche il tentato omicidio ai danni di Fabrizio Fabietti,
che era stato accertato nel corso delle indagini che erano in svolgimento per quanto riguarda il tentato omicidio ai danni di Leandro Bennato. E Calderon viene iscritto nel registro degli indagati per questo specifico reato. Solo nel novembre del 2020 poi verranno effettuate le iscrizioni di Calderon, Molisso ed altro soggetto, Erbella Violetti, nel registro degli indagati anche per il delitto relativo anche per l'omicidio Piscitelli. C'era un fascicolo ignoto che era stato mantenuto e che è quello a cui ha fatto riferimento la difesa, perché rimaneva comunque, quando le indagini hanno proseguito e hanno portato all'individuazione dei primi soggetti noti da iscrivere nel registro degli indagati, rimaneva comunque fuori il soggetto che aveva partecipato all'esecuzione dell'omicidio unitamente a Calderon, perché c'era un altro soggetto che non è stato mai identificato. Rimanevano gli autori dell'omicidio di Bennato Leandro, che non erano mai stati identificati, e non sono stati identificati gli esecutori materiali neanche in un momento successivo. Quindi anche questo procedimento ignoto viene passato a noti e confluisce tutto nel 99-40. Quindi gli atti che la difesa dice non conosco, i procedimenti di cui non so niente, sono tutti atti e procedimenti confluiti nel 99-40, e l'unico numero di procedimento e di riferimento è ormai da tempo il 99-40. Questo fino a quando si è proceduto poi allo stralcio della posizione di Raul Calderon nel 2021 in qualità di esecutore materiale, con il fermo e quello che ne è conseguito dopo. L'avvocato, parlando di questo stralcio, ha fatto riferimento al fatto che in quel momento erano emersi indizi di reità nei confronti di Calderon. No, non erano emersi indizi di reità, Calderon era già iscritto. Diciamo che quegli indizi avevano raggiunto la gravità indiziaria che ha portato l'ufficio di procura a chiedere il fermo e a chiedere l'applicazione della misura. E tutti gli atti che sono stati utilizzati per chiedere la misura cautelare sono gli atti che la difesa conosce e che sono stati poi via via implementati nel periodo successivo fino all'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini. Quindi non torno ad affrontare anche il problema della scadenza ultima del termine delle indagini preliminari. Vorrei solo aggiungere un piccolo particolare a quello che ha detto il collega, che il termine per le indagini preliminari, oltre ai famosi 9 mesi per questo tipo di reati che riguardano il cosiddetto spatium deliberandi, che comunque il pubblico ministero ha dopo la scadenza del termine, in ogni caso non bisogna fare riferimento alla prima iscrizione, ma come è noto si fa riferimento all'ultima iscrizione, e le ultime iscrizioni per gli ultimi soggetti iscritti, tra cui Calderon, il termine dei 2 anni scadeva a fine novembre del 2022, quando l'udienza preliminare era già iniziata. Non solo, ma ripeto, anche alla scadenza netta dei 2 anni c'è comunque uno spazium deliberandi di 9 mesi perché il pubblico ministero possa assumere le proprie determinazioni. Assunte le proprie determinazioni e depositata una richiesta di archiviazione, è stato fatto l'avviso di deposito. Gli atti mancanti. Ora, è vero, l'ufficio di procura non ha risposto il giorno dopo alla richiesta che ci è stata inoltrata in relazione a tutti gli atti mancanti, perché aspettavo di avere una risposta completa. Per questo ho fatto pervenire la risposta soltanto in data 1° aprile, sabato scorso, e anche perché queste mancanze asserite della difesa vanno comunque verificate. Io do atto alla difesa che non è facile orientarsi nel TIAP e che a volte è complicato trovare gli atti, perché io stessa ho trovato difficoltà nel reperirne alcuni. Comunque, nel lungo elenco di atti che vengono indicati in questa richiesta, i RIT
che vengono qui riportati sono RIT che effettivamente dagli elenchi depositati dalla squadra mobile non risultano presenti e quindi li stanno cercando, ma non sono mai stati depositati perché, come ha evidenziato anche il collega, purtroppo nella mole di carte alcune cose è possibile che non siano state depositate e sono sicuramente cose che non avevano particolare rilevanza. Perché dico questo? Perché mancano i file audio, ma chiaramente i fascicoli di sottointercettazione con le informative con cui sono state richieste le intercettazioni e sono state chiuse sono presenti negli atti del fascicolo. La difesa qui fa riferimento al rinvenimento soltanto di 40 sottofascicoli intercettazioni, quando io ne ho contati circa 200, quindi non so come possa fare questo tipo di affermazione. Comunque per questi RIT ci siamo rimessi tempestivamente alla squadra mobile ed aspettiamo la risposta. Le informative di polizia giudiziaria e in particolare quella del 3 febbraio 2020 e 16/11/2020 sono agli atti, come sono agli atti tutte le informative di polizia giudiziaria, come sono agli atti i provvedimenti di autorizzazione di proroga dei termini delle indagini preliminari e prima ancora di richiesta delle indagini preliminari. Nei verbali di sommarie informazioni elencati dalla difesa sono molti, sono tutti presenti, come ho detto alla difesa, negli atti del fascicolo e anche al TIAP, perché noi li abbiamo trovati dal TIAP, ad eccezione mancavano effettivamente il deposito relativo a Fabio Gaudenzi, Pasquale Caterini, Marco Turchetta e Rosa Domizzi. Arben Zogu non è mai stato sentito nelle indagini relative a questo procedimento. Stiamo facendo una verifica per Petrit Bardi, che è stato sentito in vari procedimenti e quindi si tratta di verificare se effettivamente è stato sentito anche in questo e qualora la squadra mobile lo riperirà, ne daremo avviso alla difesa perché effettivamente non lo abbiamo rinvenuto. Il verbale di sommarie informazioni rese da Rina Bussone, devo fare questa elencazione ma è indispensabile, altrimenti sembra che l'ufficio di procura non abbia depositato nulla. In data 6/12/2021 non c'è in atti perché il 6/12/2021 non c'è stata alcuna assunzione di sommarie informazioni nei confronti di Rina Bussone. Rina Bussone è stata sentita per la prima volta il 13 dicembre 2021. Il fatto che la difesa abbia rinvenuto in atti una richiesta di autorizzazione ad escutere la signora Bussone il 6/12 perché era in detenzione domiciliare, quindi doveva essere autorizzata, dipende dalla circostanza che inizialmente venne fissata quella data e poi l'atto venne posticipato al 15/12 del 2021. Per quanto riguarda le richieste su una delega fatta dal pubblico ministero riferite a Perugini Casoni Paolo, che sarebbe l'agente di polizia giudiziaria che ha presentato una denuncia di furto del motorino e all'interno del quale vi era anche la pistola d'ordinanza, è vero che è stata fatta un'attività di indagine, è stato anche soggetto ad intercettazione, come risulta chiaramente dagli atti. La difesa ha ritenuto una gravissima violazione del diritto di difesa non aver portato a conoscenza prima dell'avviso 415 bis questa circostanza, come se emergesse da fonte certa o da dati certi che l'arma utilizzata per commettere l'omicidio di Fabrizio Piscitelli sia l'arma di Perugini Casoni Paolo. Perugini Casoni Paolo ha presentato una denuncia di furto, come proprio su richiesta della difesa, che ha voluto conoscere tutte le denunce di furto smarrimento negli ultimi 5 anni, in particolare nel Lazio, anzi quella è una documentazione che dovrà, insomma, anche l'ufficio di procura interessa che venga prodotta, ce ne sono molte. Gli accertamenti nei confronti di Casoni non hanno portato assolutamente a nulla e quindi non è stato sottratto un elemento conoscitivo che, a dire della difesa, avrebbe sconvolto il quadro indiziario. La provenienza di quel bossolo da un lotto enorme affidato al Ministero dell'Interno
È un dato che era emerso fin da subito, ma non la riconducibilità di quel bossolo alla pistola del Casoni, assolutamente, perché in quel caso avremmo sottratto un elemento importante. Purtroppo anche il fatto che nel commettere l'omicidio di Fabrizio Piscitelli sia stata utilizzata la pistola della gioielleria Mangiucca, l'ufficio di procura non l'ha mai detto, cioè c'è la bussone, adesso non voglio anticipare fatti che arriveranno poi e si chiariranno nel corso del dibattimento, che ha fatto alcune dichiarazioni. Vi è un dato di fatto che l'arma dell'omicidio Piscitelli non è stata mai trovata, l'arma di Perugini Casoni non è stata trovata dopo la denuncia di furto, l'arma della gioielleria Mangiucca non è stata trovata. Ha obiettato la difesa, ma è stata rilevata una compatibilità del bossolo con l'arma di Casoni, compatibilità 9x21, 9x18, come tutte le armi appartenenti a soggetti che fanno parte della Polizia di Stato o comunque delle forze dell'ordine. Questa è la compatibilità. Poi, per quanto riguarda gli ordini di indagine, abbiamo già detto, e quindi non voglio ripetere ulteriori informazioni, anche sul ROS e le riprese effettuate nel luogo chiuso al pubblico. Qui vorrei soltanto aggiungere che io ho qualche dubbio anche che quello possa essere qualificato come luogo di privata dimora, perché non è né un'abitazione né pertinenza di un'abitazione né un luogo dove si svolgono normalmente attività della vita privata, perché comunque è un campo sportivo. Non confonderei il fatto della proprietà con quello delle caratteristiche del luogo. Che sia di proprietà privata non comporta automaticamente che sia un luogo di privata dimora. Sull'incompletezza degli atti di indagine abbiamo già detto e non so, io credo di aver terminato, forse mi sfugge qualcosa perché abbiamo detto tutto. Chiedo scusa un attimo. Ah sì. Quella dei Gioia è già stata. Sì, sugli ordini di indagine non aggiungerei altro a quello che ha già detto il collega, così come sulla nullità del provvedimento di convalida del sequestro probatorio. È vero, una motivazione molto stringata, come si fa normalmente e soprattutto in situazioni come queste per provvedimenti iscritti a carico di ignoti. Peraltro era una convalida cumulativa, ma secondo me la cosa che più va evidenziata è che appunto non era neanche indispensabile a rigore procedere al sequestro della telecamera privata, perché ciò che interessava era il filmato che era stato realizzato da quella telecamera e quindi un elemento documentale che per fortuna c'era la presenza di una telecamera ed è stata tratta. Ecco, sempre collegandomi ai video, e tanto per fare un altro esempio, mancavano in atti dunque, per quanto riguarda le riprese effettuate dalle telecamere presenti sul luogo dell'omicidio o nelle zone circostanti, oltre al video e alle riprese effettuate da questa telecamera privata, la squadra mobile acquisì delle immagini che erano state riprese da impianti di videosorveglianza di via Labieno e di un'altra località e un frammento di immagine che è stato versato in atti ha ripreso la fuga del killer con un'altra persona che guida il ciclomotore che si allontanano. Era l'unico frammento utile. Non erano stati versati in atti gli altri video perché non c'era assolutamente niente. Nel momento in cui la difesa lo ha chiesto sono stati messi a disposizione, quindi è stato fatto un ennesimo avviso di deposito e la perfetta inutilità di questi video si desume dal fatto che neanche la difesa, infatti dopo averli visti, non ne ha neanche richiesto copia. Però dico, il susseguirsi degli avvisi di deposito che fa la Procura è dovuto al fatto che in un'indagine così ampia e così complessa è possibile che parte del materiale che non aveva alcun rilievo
non sia stata versata in atti. Nel momento in cui ce lo chiedono, verifichiamo che effettivamente non c'è e hanno il diritto di vederli, sono stati posti a loro disposizione. Per quanto riguarda il decreto di intercettazione presso l'ambientale sita nell'appartamento di Enrico Bennato era già appunto sottoposto ad attività di intercettazione e era indispensabile, oltre alla intercettazione telefonica che dava pochi risultati, procedere anche ad un'intercettazione ambientale, e quindi bisognava installare il dispositivo che avrebbe consentito questa cosa. E il motivo per cui si è proceduto d'urgenza, ovviamente il motivo per cui si è proceduto all'intercettazione ambientale, anzi i motivi per cui si è proceduto all'intercettazione ambientale sono riportati comunque nel decreto d'urgenza, ma l'urgenza in questo caso è stata motivata con la necessità di procedere alla installazione del dispositivo che avrebbe consentito le riprese, le captazioni ambientali nel modem, e il modem veniva installato perché è un'operazione da fare proprio in quel momento, non può essere fatta dopo, non può essere fatta prima. Nel momento in cui si è capito che era stato fissato attraverso le intercettazioni telefoniche l'appuntamento con la Telecom per l'installazione del modem, ecco, quello era il momento in cui intervenire, e quindi bisognava farlo d'urgenza perché era il fine settimana, e per installare questo dispositivo di captazione. Poi le ragioni per cui era stata richiesta l'ambientale ovviamente non sono diverse da quelle che giustificano l'urgenza, quindi le ragioni per cui è stata richiesta l'ambientale sono una cosa, per cui si è proceduto d'urgenza sono un fatto distinto che è riportato nel decreto d'urgenza del pubblico ministero che richiama l'informativa di polizia giudiziaria e che il giudice ha convalidato. E credo di aver esaurito. Certo, noi poi la memoria non l'abbiamo letta, quindi se ci dovessero essere mi pare che ci siano dei la temi memoria ulteriori. che i difensori hanno depositato, a noi hanno solo anticipato alcuni temi che avrebbero trattato, ma non abbiamo letto la memoria. No, ma il punto è che comunque anche le prospettazioni del pubblico ministero, alcune sono in diritto e quindi diciamo quelle che attengono al diritto, le altre sinceramente, allora noi non siamo il giudice dell'udienza preliminare, quindi non abbiamo la disponibilità del fascicolo, quindi le reciproche deduzioni ovviamente devono essere documentate. Banalmente questioni più specifiche, adesso vedremo se nella memoria difensiva sono allegati questi documenti da cui è possibile desumere le motivazioni del provvedimento e quindi trarre elementi valutativi sull'istanza presentata. Per quanto concerne le controdeduzioni che sono state anche formalizzate oggi, è evidente che se si fondano su atti che il giudice non conosce, anche, mi riferisco anche ai dati più specifici. Faccio un esempio per tutti: il discorso della installazione della telecamera nel campo sportivo, che potrebbe avere una rilevanza sulla valutazione della fondatezza o meno della prospettazione difensiva. Il Ministero, lei dottor Cascini, ha fatto riferimento al fatto che fosse installata esternamente pur con la ripresa interna. Adesso, al di là, ovviamente la Corte non può anticipare nessuna valutazione, al di là poi delle prospettazioni che potrebbero radicalmente essere diverse. Però lei diceva che era fatto fuori, da cosa deduciamo noi dove è stato installato questo dispositivo? Loro assumono installato, lo stesso vale anche per voi, assumete installato lì evidentemente, siccome attiene verosimilmente, potrebbe attenere ad un elemento che non si evince direttamente dal decreto, che peraltro noi ancora non conosciamo, quindi sto dicendo un po' a futura memoria, ogni questione che implica valutazioni che attengono alla conoscibilità di atti ulteriori rispetto a quelli che sono ostesi a noi, questa volta ci vuole questo termine, ostesi alla Corte, devono essere poi documentati. Anche tutto il discorso delle iscrizioni, senza anticipare nulla, ma per dar conto di uno sviluppo logico, perché lei, dottor Cascini, ha fatto riferimento ad uno sviluppo che è un sviluppo, che
che si conosce, no? Nel senso di quella che è la logica di come vengono sviluppate le indagini, però ecco, diciamo, più nello specifico si è fatto riferimento a molti numeri, cioè noi vorremmo avere qualcosa di più concreto, documentale, anche eventualmente con una memoria, perché non abbiamo letto ancora nulla, magari c'è tutto qui, ma mi pare di capire che non sia esattamente così. Quindi non so se prego. Allora, ovviamente se è ovvio che avete bisogno di dover leggere questo e magari per poter documentare quello che avete detto verbalmente, se lo riterrete, solo per darci elementi insomma compiuti per poter prendere le nostre decisioni. Prego. Sì, Presidente, ha assolutamente ragione. Ovviamente su alcune cose potremmo, tipo l'esempio che lei fa sulla telecamera, noi possiamo produrre il decreto Ross che ha autorizzato quelle operazioni ed è da lì che probabilmente si può, è già agli atti, ma al di là di quello, invece diciamo, è chiaro che se per esempio la Corte ritiene di dover decidere sulla questione della retrodatazione, che è una questione formalmente posta, ora per me quella è una questione no, ma non mi inammissibile. riferivo, dottor No, Cucini. però dico, in quel caso dovete acquisire tutto, perché è evidente che se la Corte, noi non lo sappiamo, la questione viene posta, secondo noi è inammissibile, ma se la Corte decide di dover verificare questo aspetto, noi dobbiamo produrre tutti gli atti della fase delle indagini preliminari per consentirvi. Allo stesso modo, se la difesa dice che non trova un atto all'interno del TIAP e invece l'atto c'è, allora noi rimaniamo, o diciamo si attende l'esito complessivo, come stiamo tentando di fare, di recuperare atti che, come detto, è vero, alcuni non ce ne sono probabilmente tutto il conferente, ma la difesa ha tutto il diritto di prenderne visione. Quelli che non ci sono li dobbiamo acquisire, quelli che possiamo trovare li troviamo. Dopodiché l'unico modo, secondo me, se la Corte decide di non attendere, come dire, l'esito della ricerca degli ulteriori atti, è acquisire tutto, perché sulla eventuale lesione di un diritto di difesa per mancata ostensione di un atto, la verifica la Corte la può fare soltanto direttamente, oppure, ripeto, si attende qualche giorno per cercare di dare risposta completa all'istanza della difesa sulla mancanza degli atti e noi tenteremo di documentare il più possibile, diciamo, le modalità con le quali abbiamo rinvenuto gli atti e li abbiamo consegnati. Però, ripeto, noi non sappiamo se la Corte ritiene di dover valutare il momento dell'iscrizione di Calderone. Io ho fatto un'indicazione, diciamo, generale per quelle che sono le questioni poste, evidentemente, ma prima di tutte c'è la questione della richiesta declaratoria di nullità dell'atto di rinvio a giudizio, quindi siccome si fa riferimento, era soltanto per avere, diciamo così, una chiarezza su alcune argomentazioni, però con un riferimento puntuale a dei passaggi cronologici dell'indagine. Almeno questo penso che alla Corte debba essere dato per poter valutare diciamo, la sindacabilità, o perché per ipotesi potrebbe anche essere l'insindacabilità di alcune scelte del pubblico ministero, no? Quindi, e la fondatezza o meno dell'infondatezza. Siccome mi è parso che siano stati evocati da entrambi, no? Una certa complessità di insomma, iscrizioni, aperture di procedimenti, semplicemente avere anche noi, con un modo sintetico, un attimo di chiarezza su questi passaggi, penso che sarebbe indispensabile. Facciamo una riserva di produzione, per esempio, sull'esempio che lei faceva della telecamera del campo di Calcetto lì, no? Dove il decreto dice, e lo abbiamo prodotto noi, presso il campo. Noi diciamo invece che è dentro. Certamente ci riserviamo di produrre il frame del video, insomma, da dove si capisce con chiarezza che la telecamera inquadra esclusivamente il campo dall'interno. Poi la Corte farà la sua valutazione. La nostra era una sollecitazione alle parti a verificarvi laddove lo riteniate necessario. Ci dia un termine. Ci siamo limitati a fare degli esempi, poi la Corte deciderà sulla base di quello che viene messo a disposizione e sulla base delle norme, evidentemente. Presidente, se ritiene possiamo fare una piccola memoria. È chiaro, una
breve memoria con l'indicazione dei punti essenziali evidenziati dalla difesa. No, ma non vi chiediamo, però insomma abbastanza sintetica. No, lo possiamo fare. Il problema sulla... è che anche lì, se noi scriviamo in memoria che in quella data abbiamo fatto quell'iscrizione, poi la Corte deve avere la possibilità di verificare quello che diciamo, tutto qui. Noi possiamo scrivere quello che è accaduto nella fase... le iscrizioni sono documentate, no? C'è un sì, però gli elementi, ripeto, se la Corte vuole valutare gli elementi sulla base dei quali è stata fatta l'iscrizione, necessariamente dovrà visionare gli atti. Però possiamo provare a fare una memoria e documentare quello che il più possibile possiamo documentare. È chiaro che se la tesi difensiva è la mancata ostensione degli atti, noi la scansione temporale di quello che è accaduto l'abbiamo esposta. Poi scusate un attimo. No, allora scusate, siccome devono intervenire ancora le parti civili, forse ci è venuto il dubbio che probabilmente il mio intervento non è stato compreso nel suo significato. Non era chiaramente un invito a metterci gli atti del fascicolo, perché questa non è verosimilmente, neanche una fase processuale in cui normalmente il giudice conosce l'interezza del fascicolo, perché non è questa, no? Non siamo il giudice dell'udienza preliminare. Il punto è, rispetto ad alcune questioni, ne faccio una per tutte, ma è una necessità, io credo che il pubblico ministero debba alcune cose che ha detto verbalmente, consacrarle in un atto scritto per dare modo alla Corte di avere elementi più compiuti, perché alcune decorrenze di termini rispetto anche all'esercizio del potere di secretazione sono stati ancorati dalla difesa in un determinato modo, dall'accusa in un altro determinato modo, e quindi vorremmo un attimino avere una chiarezza reale su quali sono questi tempi e quali sono queste iscrizioni. Poi probabilmente, ne parlo in generale, rivedendo la memoria, anche voi dovete penso leggere la memoria, neanche noi l'abbiamo letta, e poi sulla base di quello argomentare, così come ha fatto la difesa, in modo puntuale sulle questioni. Semplicemente questo, cioè alcune questioni attenevano alle tempistiche cronologiche che pure il PM ha evocato nel suo intervento, ma che in qualche modo devono essere messe a conoscenza della Corte. Poi è evidente che ognuno di voi decide che cosa mettere all'attenzione della Corte. La Corte, come tutte le questioni processuali, ha un potere di sollecitazione che evidentemente esercita quando anche la stessa Corte ha avuto maggiore compiutezza compiuta conoscenza di quello che viene sostanzialmente dedotto, assunto, allegato. D'accordo? Quindi era solo questo quindi poi c'era il tema invece ulteriore di questo problema della eventuale pendenza a tutt'oggi di qualche richiesta di accesso agli atti, rispetto ai quali, mi pare che ci siano, anche per avere un po' contezza delle tempistiche, su questo è evidente che se ci sono delle istanze pendenti devono trovare in qualche modo una soddisfazione, più o meno conferenti possano essere, però su questo anche l'ufficio di procura mi pare che lo ha riconosciuto e che sta facendo un'opera di acquisizione di ulteriori eventuali atti che non fossero stati oggetto di deposito. Quindi su questo, visto che l'istanza mi sembra piuttosto di sabato, dell'altro ieri, l'istanza credo ha avuto la risposta che lei ha avuto sull'istanza, e quindi dateci anche un po' delle indicazioni, magari intanto che ci pensate su questo, vediamo se le parti civili sono in grado di intervenire ora e vogliono intervenire con le loro deduzioni. Presidente, Avvocato Luca Ranalli per la parte civile Andrea Piscitelli. Dunque, sì. Allora, io la memoria, come lei, l'ho ricevuta soltanto oggi, quindi non mi sento di interloquire su questi... Poi è questa, ecco. No, io ho questa qui. Questa è quella che è stata oggi depositata. Io questa è quella che ho ricevuto oggi. È la stessa senza allegati. Esatto. Io infatti dicevo la memoria, io ho fatto riferimento alla memoria. No? Sì, io devo solo tanto atto che sono spessore diversi. Siccome ho visto che è abbastanza cospicua come produzione documentale, io ho ben compreso, credo, la sua sostanziale mozione d'ordine, nel senso che la difesa ha sollevato delle questioni, sia in punto di fatto, ma anche e soprattutto in punto di diritto, e su quello ovviamente sarà la Corte a dirimere le vicende. Credo che a questo punto spetti al pubblico ministero controreplicare documentando
le eccezioni e le repliche alle questioni che ha posto la difesa. Laddove invece la difesa ormai ha completato il suo percorso nelle questioni preliminari, queste sono, e non credo che la difesa debba fare altro, ha allegato la documentazione e questa è. Ora, io sulla memoria non voglio dire nient'altro perché non l'ho letta compiutamente. Due osservazioni soltanto, riportandomi alle puntuali deduzioni che ha svolto il dottor Cascini, in particolar modo sulla presunta violazione del diritto di difesa dell'imputato con riferimento al fatto che non ha potuto svolgere facoltà difensive alternative in udienza preliminare. L'ha detto il dottor Cascini, non c'è stato nessun vulnus perché per il titolo di reato questo era il procedimento che poteva essere incardinato, quello ordinario, per cui questa non è una violazione delle facoltà difensive. Sul sequestro della telecamera pure io sono rimasto francamente un pochettino sbalordito, nel senso che cosa vogliamo contestare? L'apprensione dello strumento con il quale sono state captate le immagini mi sembra ultroneo e assolutamente irrilevante. E poi è stato qualificato questo oggetto come cosa pertinente al reato. A me sembra un po' una forzatura, nel senso che una cosa pertinente al reato, ad esempio, potrebbe essere la chiave con la quale si è introdotto il rapinatore all'interno di un ambiente, e quindi forse questo potrebbe essere una cosa pertinente al reato. Ma, ripeto, sono osservazioni così del tutto generali. Per cui mi riporto alle osservazioni più profonde, più importanti fatte dall'ufficio di procura, che conosce sicuramente meglio di me tutti gli atti, chiedendo che vengano rigettate le questioni preliminari della difesa. Va bene. Prego, Avvocato Siano. Posso? Grazie. Ovviamente faccio le stesse valutazioni fatte dal mio collega Ranalli in relazione al fatto che noi la memoria l'abbiamo letta oggi, la stiamo osservando e ci stiamo basando su quello che è stato esposto oralmente sia dai due difensori di Calderon sia dalla Procura. Faccio anche io qualche piccola valutazione, principalmente in ordine alla dichiarazione di nullità dell'avviso di conclusioni delle indagini e conseguentemente della nullità del giudizio, proprio perché in violazione di quello che è il diritto della difesa, secondo quanto ha ampiamente esposto la collega. Ora, noi riteniamo, è vero, sulla questione la giurisprudenza è, qui mi soffermo lentamente, è contraria, cioè da una parte si parla che per i documenti che sono stati depositati o non depositati dopo l'avviso di conclusioni delle indagini c'è la dichiarazione di inutilizzabilità, mentre recentemente, soprattutto dopo la sentenza della Cassazione del 2018, si parla di nullità. Ora però il punto è che non qualunque atto, qualsiasi eccezione può comportare una nullità di ovviamente di un giudizio e di un'azione. Questa argomentazione era stata già affrontata in sede di udienza preliminare da parte del giudice Saulino, che si soffermava proprio sul principio del tema decidendum, cioè quando c'è questo ritardo, perché qui poi alla fine si parla anche di un ritardo, di un lento deposito, come hanno spiegato ampiamente i pubblici ministeri di questa documentazione. Il punto è capire se il ritardo nel deposito di questa documentazione va veramente a violare quello che è il principio della difesa, il tema decidendum e soprattutto l'acquisizione e l'esercizio dei mezzi di prova e della difesa del Calderon. Noi riteniamo di no, soprattutto da un punto di vista giuridico. Consideriamo anche l'articolo 130 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, il quale ci ricorda che quando ci sono più indagati e si decide di esercitare l'azione penale nei confronti di uno solo dei soggetti, c'è questa possibilità di stralciare, di portare una parte della documentazione e non portare l'altra. Ora, in realtà poi qui noi partiamo sempre da quello che è l'articolo, il 9940 del Codice
del procedimento portante. In realtà lo stralcio di Calderon, da quanto abbiamo compreso nel corso della requisitoria della dottoressa Ceraso, nasce dal procedimento contro noti di Bennato, non nel 99-40, che poi dopo viene ricollegato successivamente perché avvengono tutta una serie di valutazioni, di studi su cui, ripeto, non mi soffermo ulteriormente, da cui appunto viene questo collegamento. Ma questi atti che oggi nascono dal 9940 in realtà, a parte sono atti che sono stati sostanzialmente considerati dal giudice dell'udienza preliminare nel momento in cui ha fatto il rinvio a giudizio per Calderon, perché comunque dei riferimenti nelle ritte, nelle sommarie informazioni che erano state depositate, comunque ci sono, tanto è vero che se noi andiamo a vedere la lista testi della collega Moiraghi, vengono riportati persone tipo appunto questo Turchetta, di cui oggi si dice sì, ma noi non conosciamo le sommarie informazioni e quindi il giudizio deve essere dichiarato nullo. In realtà, a parte il fatto che anche la conoscenza di quelle sommarie informazioni sostanzialmente non va a modificare quello che è il tema sulla quale si deve decidere e non comporta, secondo noi, alcun tipo di violazione del diritto di difesa della controparte, semplicemente sono atti che sono stati acquisiti nei confronti di terzi soggetti, nei procedimenti nei confronti di terzi soggetti, perché oltretutto Calderon non era indagato nel 9940, a quanto ci risulta a noi, quindi quelli sono attività di indagine fatti su terzi soggetti e che poi man mano, nel momento in cui è stato chiesto il rinvio a giudizio di Calderon, si sono lentamente andati ad inserire a titolo di completamento della situazione, ma non anche al fine della determinazione, ripeto, di quello che è il capo di imputazione e il relativo esercizio del diritto di difesa della controparte. Quindi, secondo noi, al di là del fatto del diritto che anche noi vorremmo conoscere, perché neanche noi li conosciamo, gran parte di questi atti anche noi ne stiamo venendo a conoscenza man mano che si va avanti, che c'è stata la richiesta d'archiviazione, noi quindi anche noi da questo punto di vista, però riteniamo che dal punto di vista della formulazione degli elementi che hanno portato alla determinazione del capo di imputazione e della richiesta di rinvio a giudizio non c'è alcun tipo di lesione che ne debba comportare la nullità del rinvio, dell'azione penale e del rinvio a giudizio. Quindi, per quanto riguarda il discorso, per quanto riguarda le altre eccezioni, mi soffermo relativamente, già lo ha fatto il collega, la dichiarazione di nullità del verbale di sequestro della telecamera. Secondo noi si rientra sempre in un concetto abbastanza ristretto di la motivazione deve sussistere quando si tratti di corpo di reato o di cosa pertinente al reato e secondo noi la semplice telecamera non rientra in queste condizioni e in questa definizione. Oltretutto il PM, il dottor Cascini, ha specificato che in quel contesto oltretutto non c'era ancora neanche l'individuazione di un soggetto specifico, non c'era un indagato specifico, eravamo all'inizio di un'attività di indagine con l'acquisizione di informazioni e comunque quello che è stato estratto poi dalla telecamera secondo noi non va ad essere in qualche modo inficiato dall'eventuale dichiarazione di nullità del decreto di sequestro della telecamera. Per quanto riguarda invece il discorso relativo alla telecamera posta nel campo di Calcetto, oltre al discorso del fatto che si può discutere se si tratti di privata dimora, in realtà per privata dimora, e sappiamo anche che quando andiamo a contestare una violazione del domicilio si parla di cose pertinenti all'abitazione principale e secondo noi non rientra il campo di Calcetto che, come ha definito il dottor Cascini, secondo noi è aperto al pubblico. Io ritengo che in questo caso non ci fosse la necessità neanche di una previa autorizzazione perché comunque ci troviamo di fronte a contestazioni di reati che rientrano nella criminalità organizzata, perché quello è il concetto, e quindi anche su queste si è espressa la Cassazione che dichiara addirittura per le captazioni delle conversazioni quando si tratta di reati che vanno a rientrare in quelli dell'articolo 51 della legge 203 non c'è bisogno dell'autorizzazione, soprattutto quando si tratta di questi tipi di reato e quindi anche per le captazioni, ripeto, e quindi non solo per le immagini non è richiesto
richiesta la previa autorizzazione. Si può procedere addirittura, la Cassazione dice, quando non sono stati individuati neanche le dimore su cui si vuole fare la captazione. Quindi, secondo noi, riportandoci poi a tutto quello che già è stato detto dalla pubblica accusa, riteniamo che tutte le eccezioni che sono state proposte dalla difesa siano da rigettare. Grazie. Allora, noi avevamo dato una tempistica che chiaramente adesso va tutta rivista, a cominciare quando ci siete? Ok. Allora, avevamo dato una calendarizzazione che necessariamente va modificata. La prima modifica la dobbiamo fare comunque per il 12 aprile, perché il 12 aprile è un'udienza troppo ravvicinata che non avrebbe nessun senso mantenere. Quindi, per quanto riguarda poi l'udienza successiva, noi avevamo calendarizzato l'udienza del 2 maggio. 2, 4 e 5 addirittura, avevamo messo delle udienze ravvicinate, che ugualmente così ravvicinate, ovviamente non incominciando un'attività istruttoria a quella data, perché chiaramente è una data che noi dobbiamo sciogliere la nostra riserva. Adesso pensavamo di dare un termine al pubblico ministero e alle parti civili per l'eventuale memoria, diciamo così, con cui completare o illustrare le questioni su cui oggi sono stati messi a conoscenza, su cui controdedurre. Siccome è pendente, quindi entro, e quindi il termine, pensavamo un termine, diciamo così, che penso potrebbe essere congruo rispetto alle questioni di oggi, spero che sia congruo, del 15 aprile. Quindi entro il 15 aprile fare una memoria, se ritenete, entro cui, diciamo così, argomentare, eventualmente, possibilmente preparare, documentare sulle questioni che sono state prospettate oggi. Siccome è pendente a tutt'oggi questo deposito di atti nei confronti della difesa, la difesa dovrebbe, nell'ulteriore termine del 26 aprile, se ce la fate, ma penso di sì, fare una eventuale nota di indicazione, spero che non ve ne siano altre, ma di eventuali questioni che possano nascere esclusivamente dagli atti che siano stati oggetto di accesso a seguito del deposito del pubblico ministero. 26 aprile. Quindi diciamo che sono più di 20 giorni da oggi, spero poi ci confrontiamo con voi per capire poi anche i tempi, le tempistiche del pubblico ministero rispetto a quei depositi che si è riconosciuto ad oggi non sono stati ancora effettuati. Se è una tempistica incongrua dovete dirlo anche voi, insomma. Rispetto a questo ulteriore termine per la difesa. La difesa ha lasciato, mantenuto, insomma, ha chiesto di poter continuare a mantenere una facoltà di prospettare questioni relativamente agli atti di cui ad oggi non ha, che ha chiesto e che non ha avuto, diciamo così, non ha potuto ad oggi conoscere. Su questo, limitatamente a questo, si parlava di un'attivazione dell'ufficio di procura per acquisire questi atti mancanti. Sì, quindi, Presidente, l'unico problema riguarda alcuni RIT, cioè alcuni file audio relativi a attività di intercettazione svolte nel 99-40, perché questi effettivamente non sono stati depositati dalla Polizia Giudiziaria, noi non ce ne siamo accorti perché non erano rilevanti, comunque ci sono i fascicoletti di tutte le attività di intercettazione, mancano i supporti audio. Nel momento in cui la Polizia Giudiziaria li dovesse depositare, non è neanche detto che li depositano tutti, talvolta si perdono, vediamo quello che ci deposita. A quel punto la difesa, immagino, ne dovrà estrarre copia o sentirli. Siccome l'ufficio copie non è diciamo, completamente la nostra disponibilità, mi diceva l'avvocato Meiraghi che le hanno dato indicativamente il tempo di 1 mese per il rilascio di tutte le copie. Noi abbiamo scritto all'ufficio copie sottolineando l'urgenza e la necessità di accelerare il più possibile il rilascio delle copie, però abbiamo queste 2 fasi, acquisizione dall'APG e rilascio copie ai difensori. Io credo che in meno di 1 mese sarà difficile.
Va bene, poi questo diciamo nella misura in cui del tutto eventuale questi atti siano fondativi di qualche questione, perché potrebbero essere anche atti certo, Presidente, irrilevanti per la posizione di Calderon, del tutto irrilevanti. Allora facciamo una cosa, potremmo fare a questo punto il termine, cioè, aspettate, fatemi vedere il calendario che avevamo predisposto. Presidente, guardi, per questa in effetti soltanto ipoteticamente e astrattamente nuova predisposizione di questioni, io mi sento di mantenerlo questo termine del 26 aprile, perché sull'ostensione degli atti cartacei possiamo già lavorare con i sottofascicoletti che ci verranno dati, quindi 26 aprile io ritengo che possiamo tenerlo come data utile. Ha anticipato quello che le volevo suggerire, nel senso non è che non avete nulla, avete già qualcosa che vi può far capire se c'è un interesse o meno. Esatto, la difficoltà reale oggi sono le intercettazioni, nella misura in cui ovviamente quando dovremo fare la richiesta di ammissione prove e verrà depositato un elenco di intercettazioni da trascrivere, noi non saremo nella condizione di interloquire. Questioni, qualora il processo segue il suo sviluppo ulteriore, qualunque questione che poi possa attenere, diciamo così, ad una singola fonte di prova, ad un singolo mezzo di prova, è una questione che poi può essere specificata con riferimento a quello. Io non mi sentirei di farne noi abbiamo un detenuto e comunque dobbiamo insomma anche noi rispettare la necessità di sfrondare, individuare le questioni realmente preliminari, non quelle che attengono poi all'utilizzabilità di fonti di prova, perché alcune delle questioni potrebbero riguardare anche temi diversi dalla questione strettamente preliminare. Quindi, perché il 26 aprile lo vedo molto vicino, se poi non le fanno fare le copie, ha capito? Perché sennò non possiamo, noi abbiamo, ve lo dico chiaramente, abbiamo anche altri processi molto rilevanti e quindi abbiamo trovato degli spazi, non è che poi possiamo un po' prima far saltare tante udienze, ci pregiudica anche nel ruolo che è già pendente e che abbiamo al momento in stand-by portato avanti. Noi allora avevamo le udienze di quella settimana di maggio, ma a questo punto non so se siano fattibili, poi avevamo il 15 maggio, che era l'udienza ulteriore che avevamo dato al 15 maggio, perché a quell'udienza noi, dopo aver acquisito gli atti, dovremmo essere in grado di determinarci sulle questioni che abbiamo già in parte esaminato oggi per la prospettazione difensiva. Quindi questa eventuale riserva, ovviamente, mi riferisco chiaramente a tutte le parti, ma con particolare sollecitazione alla difesa, dobbiamo diversificare le questioni che atterrebbero poi all'eventuale mezzo di prova e alla sua piena utilizzabilità o quant'altro, da quello che invece attiene ed incide sulla instaurazione del processo, perché sono due temi diversi. Possiamo anche, se lei ritiene, mantenere quella data, ma a me sembra che lei a quella data non potrebbe non avere ancora elementi, allora è inutile tenere quella data. Se ce lo consente un ampio una data margine successiva, maggiore. però una data che potrebbe essere dopo la scadenza del 1° maggio a questo punto, entro il cui però la nota difensiva a quel punto dovrebbe essere, abbiamo un mese, anche il PM parlava più o meno di un mese, potrebbe essere un termine congruo, in cui lei e la difesa eventualmente deposita la propria nota e noi poi andiamo all'udienza del 15 maggio, ovviamente l'eventuale memoria difensiva dovrà essere messa a conoscenza di tutte le parti con possibilmente le allegazioni utili per poter avere anche le parti, a quel punto sono 15 giorni, non sono più come oggi che era un termine così ristretto, avere il tempo di venire in udienza in un modo documentato, di tal che noi possiamo, all'esito di quell'udienza, qualora dobbiamo affrontare un'altra questione, supponendo che ci sia questa necessità, abbiamo già acquisito tutti gli elementi utili e potremmo farlo in udienza laddove possibile o comunque in un termine breve di rinvio. Mi sembra una scansione più, ragionevole su quello che può essere l'evoluzione. Chiedo alle parti, la difesa mi pare annuisca, per il pubblico ministero, le altre parti può andare bene questa scansione temporale? Va bene? Ok. Quindi allora a questo punto ribadiamo allora che all'esito delle questioni prospettate in data odierna e della necessità di mettere le altre parti nella condizione di poter depositare eventuali memorie
a sostegno delle rispettive tesi, indica, quindi procede ad una modifica del calendario, annulla le udienze del 12 aprile, del 2, 4 e 5 maggio, tenuto conto anche della pendenza allo Stato di istanza della difesa di accesso ad atti di indagine. Indirizzata all'ufficio del pubblico ministero e ai tempi prevedibili di accesso alle relative copie. Dispone che entro la data, quindi possiamo dare forse qualche giorno di più a questo punto, visto che abbiamo rinviato al 15 maggio, entro la data del 20 aprile invita le parti civili e il pubblico ministero a depositare eventuali memorie sulle questioni prospettate dalla difesa nell'udienza odierna. Indica alla difesa il termine del 4 maggio prossimo 21 per l'eventuale deposito di memoria difensiva relativa alle questioni preliminari eventualmente sottese agli atti di cui sarà dato accesso. Allo Stato non ancora depositati. Ovvero non oggetto di rilascio di copie, benché richieste. Rinvia l'eventuale memoria difensiva dovrà essere partecipata al pubblico ministero e alle parti civili. Contestualmente al deposito telematico alla Corte. Va bene, sì, penso di sì. Certo, contestualmente. Comunque sono presso la Corte, però siccome quelle già c'è stata una riserva di depositarle, quella della difesa è solo meramente eventuale, portarla a conoscenza delle altre parti, se no devono stare lì a guardare se è depositata o non è depositata. In ogni caso poi credo che nella cortesia dei rapporti reciproci sicuramente verrà fatto. Dispone rinvio all'udienza del 15 maggio 2023 alle ore 9:30 presso l'Aula qui di Rebibbia. Dispone il ripristino del videocollegamento con l'imputato per la sua partecipazione dal carcere ove è detenuto. L'udienza è tolta. Altrettanto.